prima che arrivasse tutti. Buonasera a tutti ragazzi, siamo in live. Buonasera. Allora, intanto io comincio a condividere un po' con gli amici. Sì, capito? Io ho messo su Instagram. Ciao a tutti. Su Instagram la storia. Sì, ha fatto bene. No, io condivido anche sempre per i gruppi dopo, faccio sempre così. Non è che il gruppo porta, no? Per sbagliare. Ste, com'è? Che te devo dire? Grande, tutta la grande, dai, che ce frega. Che bello, che spettacolo. No, c'è solo da ridere. Vabbè. C'è solo da ridere. Detto che non l'ho sentito. Che cosa? Tuo fratello cosa ne pensa? Che non l'ho Mio fratello sono 3 giorni. No, ma lui la pensa che avevo pure sbagliato a chiederlo, quindi figurati. Lui già mi ha detto lascia sta, non ti fa prendere per culo. Lui proprio da inizio ha detto lascia sta. Lui mi ha detto già che tanto sicuramente qualche cosa si inventavano, infatti. Sì, infatti. Si sono inventati il personaggio dell'isola dei famosi, dei cosi. È ancora peggio, sì. Vabbè, ma so così, Sì, no, vabbè, ma... Ecco, comincia a venire un po' di gente, dai. Ciao Fabio, buonasera, ciao Cristian, sempre Forza Napoli, Cristian, ciao Giada in sala parto addirittura, auguri Giada, sei incinta. Allora, Nicola Pileggi... partorista. In sala parto, auguri. Partorisce in live. Qua abbiamo anche Dem in chat, ciao Dem, Nicola Pileggi, ciao. Aspettiamo che arriva un po' di gente e poi faccio presentare i canali che non ci sono ancora stati nel mio canale. Ovviamente Ghiottone è un ospite fisso, è sempre qui a rompere i coglioni, comunque, no? Chi è? C'è sempre Jacopo Ghiottone. Io. Lo conoscevo, infatti. Ci presentiamo adesso, spero. Sì. Piacere. Infatti ci dicono che siamo la coppia del 2020. Può essere. Ci può stare. Madonna. Non in quel senso, Fra. Che sei sposato, tu tua moglie. La finale di Coppa. Ora ne parliamo. Non vi... Se restate qui a vedere, vedrete che ne parliamo. Aspetta, devo fare un attimo una cosa. Devo entrare un attimo in chat. Ciao Paolo, ciao Luca Bragion. Buonasera. Allora, devo andare un attimo in live perché dovevo fare una cosa. Ecco qui. Chat dove? Madonna. Jacopo. Comunque se toccava mettere la spunta blu, mo faccio la spunta blu finta io. Sì, la fai, sì. Stavo a pensare. Vabbè, loro non so se gli altri già lo sanno di questa cosa, no? Non so se già hai spiegato a qualcuno. Ma dici chi? Loro 4 che stanno qua con noi in diretta, insomma. Magari... Napuliel qualcosa saprà. No, Napuliel penso sì. Di cosa? Scusa ragazzi che non vi stavo... Dai Fra, di oggi cassa Guagliò. OCV Sport. Oggi? Vabbè, sì, oggi c'è la Matriciana. Sotto il post mi hai. OCV Sport. OCV... sì, t'ho taggato, sì. Che leggevano l'Ultras della Lazio, no? Sì. Ti rendi conto? Un napoletano che tagga un laziale, ti rendi conto? Io mi hanno taggato, candidate, poi è uscito uno a cazzo che mai visto, che ha fatto Temptation Island, così alla fine hanno preso lui, capito? Addirittura. Che non ha mai immagine della Lazio, non ha niente. Zero. Ciao Capitan, buonasera, ciao. Su Instagram c'è quasi 16.500. Vai, saluta. Io non leggo niente perché giustamente non possiamo vedere, giusto? Sì, ma voi state su cellulare? Siete dal cellulare? Sì. Io dal computer. Se sei dal computer la puoi vedere la chat. Se sei dal cellulare... Sì. Anche Leonardo penso la veda. Ecco, sì, non la ero su private chat, quindi non riuscivo a vedere. Private. Ma sono buffo. Io, ciao.
E niente, ragazzi, se chi vuole cominciare, partiamo proprio da Leonardo. Leonardo, ti comincia a presentare. Sì, allora io ho un canale da un anno circa su YouTube, parlo come potrete vedere alle mie spalle di Fiorentina e sono un giornalista per cui tante volte sono in sala stampa e quindi diciamo le vedo dal vivo le partite. Ora purtroppo con questo problema del coronavirus non so quanto ci potranno fare entrare nelle sale stampa perché credo sia contingentata a 10-15 giornalisti al massimo. Però insomma sarà comunque, se ci faranno entrare, sarà comunque una cosa particolare perché insomma uno stadio deserto, una partita di Serie A con uno stadio deserto io non l'ho mai vista, una partita a porta chiuse non l'ho mai vista dal vivo, per cui insomma sarà una cosa particolare. Nella cosa brutta ci sarà comunque un qualcosa di particolare. E niente, questo è quanto più o meno. Però poi diciamo ragazzi è un originario proprio di Firenze e tifa Fiorentina, Fiorentino Pensavo Doc, fosse sì, calabrese, pensavo più da Calabria. sicché se ci fosse qualche fiorentino, tifoso fiorentino meglio di lui, che dovete fare? Andate a iscrivervi, no? Allora passiamo da Grazie. Jacopo, no, perché già lo conosciamo, è a rotti i coglioni. Simone, Jacopo ha levato pure l'audio, mi pare. vabbè, Ghiotto, se ti vuoi ripresentare, ripresentati, ma non penso di no. No, vabbè, sono Ghiotto del 99, abbiamo finito. Simone, vabbè, Simone. Sì, allora io anche non sono nuovo, cioè ogni tanto ci sto nel tuo canale e mi presento, sono un ragazzo romanista della Roma che parla di calcio su YouTube, sul mio canale e soprattutto di Roma, ma non solo, anche in generale della Serie A, ecco. Chi non l'ha fatto, se volesse, passa anche da Simone. Come avete capito, è un tifoso della Roma. Anche se con quella maglia mi sembra dell'Udinese, non lo so, no, scherzo. Comunque. Allora, passiamo da Stefano. Stefano, presenta. Buonasera, mi chiamo Stefano, che vedete qua sotto, è scritto SS Lazio, ma comunque sono più conosciuto su Instagram, insomma, sono più seguito lì sul canale Instagram. YouTube è molto di meno, ho quasi 300 iscritti, insomma, ci lavorerò piano piano su YouTube e piano piano cominceremo, insomma, pure là, quando comincerà il canale, quando inizierà sto benedetto campionato. E niente, quindi su Instagram mi trovate con questa dicitura qua e spesso da Lazio, spesso da calcio, insomma, un po' tutto in generale parliamo sulla mia pagina, quindi più che altro è Lazio, poi quello che c'è da parlare parliamo insomma di tutte le altre squadre, insomma. Ringrazio Napuliel per l'invito e insomma poi mi conoscerete se andate a vedere la mia pagina e mi scoprirete, non nudo ma mi scoprirete, insomma. Si spera di no nudo. No, perché c'è nella pagina, quindi lascia stare. Ragazzi, avete capito? È tanta roba questo laziale. Comunque andate sulla pagina Instagram, ma anche sul canale, perché comunque vuole crescere. È una pagina Instagram importante che poi crescerà anche a livello di canale di sicuro, perché quando hai una pagina importante anche a livello di canale poi piano piano vieni su. E niente, diciamo su Instagram ha anche fatto dirette con giocatori tipo Castroman, sicché ragazzi andate, chi è laziale capirà. Ruben Sosa, Marcolin e ce ne sono anche altri in programma che speriamo che insomma riusciamo a farne altre. C'è un'altra ancora che è ancora più alta di questi vecchi dei giocatori, vediamo un attimo se sto a contrattare, sembra che è peggio da CV Sport è diventata. Ti giuro, guarda, questa non è un calciatore, è una persona insomma della Lazio di livello, insomma, ho detto ma che sono mesi che sto presto, vediamo un attimo. Te Stefano, scusa, ti rubo. Te di dove sei? Proprio di Roma? No. Io no, sono vicino, sto a Fiumicino, ma ho abitato insomma 30 anni a Roma Sud, diciamo. Sì, allora anche te, diciamo, laziale, proprio sei di Roma, sei di lì, sei zona. Mi sono spostato insomma con la famiglia, ma comunque sono sempre stato a Roma, io sì. Te Dani, passiamo a Dani, presentati pure. Allora, no, sono su YouTube dal 2014,
diciamo che sto sulle palle, mi sono messo su YouTube più che altro per fare sia i post partita sulla Juventus, sia attaccare chi attacca la Juventus, i cosiddetti anti-juventini. Comunque, a parte questo, sto sulle palle agli anti-juventini, ma sto sulle palle anche a molti juventini, perché dico quello che penso senza remore, ecco, diciamo. Senza pelle sulla lingua, dai, diciamo. Un po' come Luca. Non so se conosci Luca Passalacqua. Sì, sì. Madonna. Anche lui è stato invitato nel mio canale, non so se l'hai ho visto tutto. Madonna. Niente, te sei proprio di Torino? No, noi siamo apolidi, no? Veneto, Sono Veneto. Ah, sei veneto, però la passione per la Juventus da dove ti è arrivata? Da nessuno, perché non avevo nessuno in famiglia che mi indirizzasse, diciamo. A 6 anni mi sono innamorato di Del Piero, e poi il primo campionato che ho visto ufficialmente, diciamo, è quello di Perugia. Quando la Lazio ha vinto lo scudetto? Sì. Ma davvero? Mamma mia, calori! Mamma mia. Calori. Ma me Nel lo 2000. ricordo. Mamma mia. Niente, Stefano, ritornando a te, te per come ti è venuta la passione per la Lazio? E hai scelto Lazio a posto di Roma, perché? Perché se no altrimenti non stavo manco qua in diretta. Perché se no mio padre mi ammazzava prima, quindi per forza, cioè, non potevo sopravvivere, insomma. Poi c'è un altro fratello più grande, quindi non sarei sopravvissuto. Vabbè, pure mio nonno, quindi è un po' una cosa di storia familiare, insomma. Però comunque sto dalla parte giusta, anche se non vado bene, perché insomma non so popolare, quindi per i popolari come noi Porelli, quindi siamo un po' così, un po' come mi vedete, non abbiamo la spunta blu, non contiamo niente. Purtroppo. Perché così che c'hai la spunta blu c'hai più possibilità, no? Poi può andare da tutte le parti. Purtroppo non siamo popolari, però ecco, ma a parte gli scherzi, uno si diverte, ride e scherza, però ecco, a Lazio mi ha dato un sacco, perché prima stavo su Facebook. Prima c'avevo un sacco. Te l'hanno trasmesso la famiglia o proprio te? No, famiglia. Mio padre mi portava sempre spesso allo stadio, e poi ecco, da quando è uscito un po' i social network ho provato insomma con Facebook, poi da Facebook sono passato a Instagram. La prima Lazio di quale ti sei innamorato e che hai visto giocare qual era? Guarda, quella che ho visto giocare, io ho visto giocare Beppe Signori, insomma io ho 35 anni, quindi ho visto parecchie Lazio, ho visto lo scudetto del... Allora te l'hai vista quella del 2000 che ha vinto il campionato, sì, che ha potuto festeggiarlo? No, avevo 15 anni, purtroppo mi sono perso mio padre, mi ricordo, sono stato un parecchio tempo perché non mi ritrovo mio fratello, perché insomma stavamo allo stadio e era come se fosse ieri la partita, quindi è stata una partita che insomma uno non si aspettava che vincevi lo scudetto, perché la Juventus in quell'epoca era forte, però ecco, stavamo lì allo stadio, come no, ti giuro, per l'emozione e cose mi sono perso mio padre, e poi all'epoca ci stavano i cellulari, non ci stavano, è stato un problema ritrovarlo, perché stavamo tutti dall'altra parte, quindi bello. Parliamo del romanista, dall'altra sponda di Roma. Allora Simone, te perché sei tifoso della Roma, che te l'ha trasmesso sempre la famiglia o una tua passione? Allora, diciamo che io ho un caso particolare, cioè mio padre è della Lazio, è laziale. Grande, vedi. Bravo. E te che è successo? Non me l'ha trasmessa lui, ma essendo io sono di Trigoria, quindi penso che qualcuno lo sa che Trigoria è la sede di allenamento della Roma. E poi vabbè, anche perché mio nonno è della Roma, ho in famiglia, diciamo, mi hanno trasmesso, non mio padre ma mio nonno mi ha trasmesso l'amore per la Roma, e poi stando a Trigoria abito, diciamo, a un passo dai campi di allenamento della Roma, e da lì è nato tutto. Ha sbagliato tuo padre, allora la colpa è di tuo padre. Tuo padre laziale e te romanista è bellissimo, cioè, non lo so come ammazzato.
Ma non ti ha ancora cacciato di casa? Abitate No. sul tetto? Cosa? Non ti ha ancora cacciato di casa? No. Strano. Pensa, io sono nato nel 2000, proprio a maggio, quindi quando la Lazio ha vinto lo scudetto. Sei proprio di Roma te, Simo, anche te, o no? Vedi che guarda, se sei nato il 14 maggio devi essere forza dalla Lazio, guarda. Cioè, quando sei nato? È nato a maggio nel 2000. No, i primi di maggio. Sei proprio di Roma? Simo, Sì, sei di Roma? Sì, l'ho detto che di Roma. Sì. Vabbè, Roma-Lazio è una scelta che poi deve fare dal cuore, è una scelta di cuore. Ghiottone, vabbè, sappiamo. Ghiottone, io me ne vado, tanto sapete già tutto di me. no, vabbè. Ghiottone sta a CV ormai, lascia stare, vai. Però Ghiottone, come mai la Roma non ti è mai venuto? Cioè, da piccino magari essere tifoso della Roma per qualcosa, no? Allora, a me poteva, io sono appunto ligure, quindi da me, io sono vicino al Piemonte, sono nel basso Piemonte, quindi da me tifano tutti, diciamo il 50% tifa Juve, il resto tifano Genoa, Samp, Inter, quindi non mi poteva assolutamente venire in mente di fare la Roma, neanche la Lazio, però chissà per quale strano motivo mi ha colpito questa squadra e ho deciso di per quello. fare la Lazio, alla fine sono contento, ecco. Saluto A casa invece- Fabio Gianfagna. A casa invece che squadra tifano? Inter. E praticamente non sono riusciti a trasmetterti la passione interista. No, ma Poi non hanno l'hanno neanche comprato- poi hanno provato. comprato- ti hanno comprato la sede dell'Inter, però. E giustamente ti hanno comprato la sede dell'Inter. No, non è vero, guarda che è un azzurro più chiaro, non è blu. Te Leonardo, a casa tua tutti i tifosi della Viola o solo Sì. te? No, rigorosamente tutti i tifosi della Fiorentina. Io da piccolo, ma proprio piccolo, mi ricordo il Parma di Malesani quando vinse la Coppa UEFA con Thuram, Buffon, Chiesa, Veron, ce n'era veramente. Quella era una squadra che mi piaceva molto, era una squadra che tutti la davano per spacciata, era una squadra tra virgolette normale, e riuscire a vincere una Coppa importante come la UEFA, e poi tra l'altro è stata l'ultima volta che è stata vinta la Coppa UEFA dal Parma, insomma. Però ecco, proprio una breve parentesi, ma se no altrimenti sempre solo Fiorentina, anche perché a Firenze insomma non è che ci siano grandi in Toscana, voglio dire, c'è l'Empoli, ci può essere il Pisa, ma il Livorno, ma poi ti fermi lì, quindi non è che in Toscana, a differenza delle altre regioni, magari ci sono più squadre, e quindi diciamo è sempre stata la Fiorentina la squadra del mio cuore, e sono contento, ecco, di poter, la prima di poter Fiorentina continuare. che ti ha colpito qual è stata? Proprio quella che... Guarda, ce l'ho qui dietro, questo è Di Battistuta. Battistuta, questo è il gol che fece Battistuta contro il Manchester United in casa, vincemmo 2-0, quindi insomma quella è stata veramente quella Fiorentina, Rui Costa, Battistuta, cioè Toldo, Rui Costa, Battistuta, no, era una squadra favolosa. Purtroppo ci hanno rovinato, un po' si è rovinato Cecchigori da solo, ci hanno rovinato, e che tante altre squadre, tra cui il Parma, erano messe peggio, ma noi siamo finiti nel baratro, siamo falliti, e niente, quella era una delle squadre più belle, l'annata 98-99, che tra l'altro fummo campioni del mondo d'inverno, e poi arrivammo terzi perché appunto Edmundo, faccio un po' da Marcord, preferì andare durante un infortunio grave di Battistuta, il primo grande infortunio di Battistuta, decise di andare a Rio de Janeiro al Carnevale, lasciandoci praticamente, lo si può dire, nella merda più totale, e quindi da lì facevamo un girone di ritorno imbarazzante, da primi che eravamo arrivavamo terzi, comunque un campionato meraviglioso. Va detto pure bene, perché nel 99 ci hanno fatto fregare pure un bello scudetto alla Lazio, attiramento di Talas su rigore non dato, e il Milan vince, ma non per la Fiorentina, però vinse lo scudetto del Milan. È vero. La Lazio arriva seconda. È un'altra Fiorentina, secondo me un'altra Fiorentina che ti è rimasta al cuore è quella di Frey, dove la Fiorentina è arrivata quando di Champions, dove è uscita
la partita rubata dal Bayern Monaco. Quella te considera nel 2006, quando l'Italia vinse i mondiali, l'anno successivo, cioè finito i mondiali, poi incominciò il campionato, ci fu Calciopoli, noi partimmo con 30 punti di penalizzazione, riuscimmo ad andare in Champions League, ci tolse la Roma la Champions League che avevamo conquistato sul campo, e nonostante tutto facemmo una cosa meravigliosa, e c'era Jovetic, Liaic, no, ma la squadra era bella, una squadra era molto con tutto bella. rispetto. Sì, Prandelli è un grande allenatore, e purtroppo anche lì è finito il ciclo, e poi Della Valle da lì secondo me hanno cominciato a... Sì, poi la Fiorentina è cascata, dopo quel periodo lì è cominciata... Lo dicevo prima di entrare in diretta, cioè siamo veramente caduti in basso con i Della Valle. Il problema è che ora, anche se chi segue il mio canale sa che io bene o male difendo a spada tratta commisso, insomma, la nuova proprietà, mi sembra di sentire gli stessi discorsi che sentivo con i Della Valle, cioè senza lo stadio non si può andare a competere per la Champions League, senza lo stadio tanti giocatori non possono venire, l'esempio è la Juventus con lo stadio di proprietà, e quindi vedete che incassi ha una cosa o un'altra, per cui insomma, io spero... Sì, infatti Edmundo è stato anche al Napoli, Edmundo ci faceva una domanda. Ma infatti Edmundo era un giocatore... Era un po' testa calda, sì, era un testa calda. Aveva un talento incredibile, e purtroppo l'ha sprecato, perché l'ha sprecato completamente, e tanti lo paragonano a Balotelli, ma Balotelli, cioè Edmundo a Balotelli non gli allaccia nemmeno le scarpette, cioè sono due giocatori completamente diversi. Detto che per me Balotelli, almeno lo dico subito, è uno dei giocatori più sopravvalutati degli ultimi 10 anni, perché è un giocatore normalissimo, ma con a parte il tiro potente che c'ha da fuori area, poi a livello di punta non è che sia un finalizzatore spettacolare. Cioè ti fermi lì, le caratteristiche sono sicuramente, avrà delle buone caratteristiche, ma ti fermi lì. Sì. Potenza fisica e basta. Sì, ma il problema sai cos'è? Chi se lo compra più adesso Balotelli, sinceramente? Sì, ma perché quello è un giocatore che cammina, non aiuta la squadra. Lui è finito, io credo che lui sia finito, e alla mia età, a 30 anni, un giocatore finito, l'ha licenziato, perché l'hanno licenziato, oggi non l'hanno fatto entrare, non so se l'avete letto, col Brescia, cioè, ha fallito ovunque, e guardate, credetemi, io ho parlato con qualche agente FIFA, con qualche giornalista, era veramente l'anno scorso vicino alla Fiorentina, e meno male che non ce lo siamo presi e non ce lo siamo portati in casa, perché questo è un giocatore che purtroppo ti rovina tutto, e non c'è allenatore che Mancini, Mourinho, chiunque non è riuscito a tenere testa a uno come lui, è impossibile, non c'è verso, non c'è la possibilità. Che poi caratteristiche ce l'ha, è un bel giocatore, che possiamo dire, io lavo la persona, tolgo la persona, quel calciatore è bravo. Poi allora, come era un talento, ora a 30 anni purtroppo non si può dire più che è un giovane talento, era un talento, ma gli anni migliori secondo me li ha sprecati dietro a atteggiamenti sbagliati. Ma ve lo ricordate quando, ora non c'è nessun tifoso dell'Inter, ma quando prese la maglia dell'Inter e la buttò in terra, cioè, ma un tifoso dell'Inter che si vede da un ragazzino buttare una maglia in terra, ma voglio dire, certo. No, ma poi, sai cos'è che è stato? Per me è stato pure che l'hanno coperto dei milioni d'euro subito. Quello che a 20 anni si poteva permettere tutto quanto, quindi poteva, faceva vedere foto su internet 3, 4, 5 Ferrari, cioè a 20 anni sprecati. Basta, io non voglio più sentir parlare di Balotelli, deve andare, secondo me dovrebbe smettere. Il problema è che se smette, secondo me si infila in un tunnel non bello, non buono. Perché non morirà di fame sicuramente, No, il problema è quello, e quando uno ha cervello e ha soldi, il problema è quello, la mia paura è che quello è vero, ha soldi si infila dei casini, quello è vero. Spero per lui di no, ecco. Ma senti, una domanda, vi passo scusa mentre lo metto Nabuliele, ma la Fiorentina comunque ha speso soldi, ha fatto una buona squadra, perché tra quest'anno e l'anno scorso, comunque anche l'anno scorso ha fatto un bel campionato, che comunque poteva ammirare davvero arrivare in Champions League. Com'è questa trasformazione? Comunque i giocatori buoni giocatori, ha preso Ribéry, l'annata dell'anno scorso ci siamo salvati all'ultima di campionato, è stata secondo me
una cosa. Quest'anno, secondo me, l'errore principale, e io questo non glielo posso perdonare a Commisso, è stato quello di mantenere in panchina Montella. Montella apparteneva al passato, e allora se te, Commisso, che sei il 20° miliardario d'America, attenzione, ricordiamoci questo, è un patrimonio incredibile, vuoi investire, hai promesso che non dai Chiesa alla Juventus o all'Inter, lo hai mantenuto, te devi prendere un allenatore di livello, perché non puoi, secondo me, mettere determinati giocatori validi, Castrovilli, lo stesso Chiesa, appunto Ribéry, e ce n'è tanti altri, non li puoi mettere con un allenatore come Montella, perché Montella purtroppo aveva finito i suoi giorni a Firenze già l'anno scorso, e mantenerlo quest'anno sulla panchina è stato un errore incredibile. Qual è il problema ora? Che te hai dovuto prendere Iachini, che è un allenatore, con tutto il rispetto, per me mediocre, che non ti fa fare certo il salto di qualità, che determinati giocatori non li puoi nemmeno trattare, perché un conto è se li chiama Spalletti, faccio un esempio, un conto è se li chiama Iachini, e quindi te hai questo problema che non riesci a mandare via Iachini, perché comunque non ha fatto niente di male, ma se non mandi via Iachini, ora finisce queste 12 partite, sicuramente non retrocedi, ma non farai niente di eccezionale, ti ritrovi il prossimo anno a dire: bene, io sto pagando Montella, pago Iachini, e mi toccherà, se non accetto di tenere Iachini, mi tocca pagare un terzo allenatore, però questo terzo allenatore deve essere di livello, perché io sento fare i nomi di Juric, con tutto il rispetto, cioè gli allenatori di livello che intendo io, e capisco che sarà difficile la Fiorentina possa prenderli, sono Spalletti, sono Emery, sono Bielsa, ora se uno proprio vuol sognare, cioè sono questi gli allenatori, secondo me, per fare un qualcosa in più. Ora, detto a due laziali di Bielsa, è normale che sorridano, perché c'è stato 5 minuti e poi ha detto bene, via. Però comunque, cioè, allenatori ma io penso che Bielsa avrebbe fatto bene comunque con la Lazio, sono convinto. Però è pazzo completamente. Cioè, io ho fatto un video in cui io è completamente pazzo, e secondo me Tare e Lotito sono due personaggi particolari, vanno saputi prendere, ma se li sai prendere ci fai anche litigata alla morte come ci ha fatto Inzaghi, ma resti lì e poi questa cosa ti premia, a quel punto te dici: cavolo, evidentemente l'errore non era della dirigenza della Lazio, ma era magari dell'allenatore, che è un po' stravagante e che voleva determinati giocatori, e la Lazio in quel momento non si poteva permettere. Per me la Lazio, ma con tutto il rispetto, dovesse essere una delle squadre per la quale faccio il tifo, sicuramente è la Lazio. E non lo dico perché si è in superiorità numerica stasera, ma perché è vero, perché è una squadra che se lo merita, perché 5 anni, 6 anni che sta progettando, ha un allenatore di una capacità incredibile, ha una squadra forte, costruita con degli sconosciuti, perché tanti giocatori che ora sono fenomeni erano sconosciuti. Ci avete pagato Milinkovic, Savic, e avete fatto bene, e avete trovato, secondo me, uno dei centrocampisti più forti in assoluto, e la Lazio si merita di vincere il campionato, secondo me. Sì, allora passiamo, sì, anche secondo me sta cosa qui. Comunque passiamo da Dani, volevo passare sull'argomento, anche a te ti tocca ora. La squadra che odi di più in Serie A, qual è, Dani? L'Inter. Non dico, non aggiungo quello che ha detto Luca. Non vai come Luca. No, anche perché non c'è una controposizione interista, quindi non mi va. Solo perché non ti piace come squadra, diciamo, dai. C'è la rivalità con l'Inter. Non è solo un discorso sportivo, diciamo così. Una che simpatizzi in Serie A, qual è? Aspetta, devo fare l'elenco di quelli che non si odiano. Allora, per odio, vabbè, c'è l'Inter, il Napoli, penso, o no? Sì, loro sicuro, la Roma, ma anche un po' la Lazio, perché siete gemellati con l'Inter. Da quest'anno la Lazio. Ecco, da questa. No, beh, come società il Sassuolo, dato che è una nostra succursale, no? Quindi ti sta un po' simpatico, diciamo. Sempre ora partendo da Stefano, no?
Stefano, per te la simpatia è la squadra che ti sta simpatica e la squadra che odi in Serie A. E perché? Vabbè, odio, è normale. Calcisticamente la Roma, insomma. E poi alla fine non è che ho odio contro i tifosi, e l'odio comunque sfottò che ogni giorno ci stanno, perché ogni giorno ne esce una, quindi è normale. Quella che odio è loro. Che mi ha fatto odio e? È simpatizzante in Serie A. Vabbè, simpatizzante perché comunque abbiamo il gemellaggio, l'Inter. L'Inter. È il gemellaggio. E poi tante volte il gemellaggio comunque sono insomma diciamo a favore insomma dell'Inter, comunque il gemellaggio che abbiamo tutto quanto, però me lo devo vedere ogni volta, mo si è fermato ogni anno un giocatore, se viene giocatore, spero che è finita mo sta storia, insomma, perché poi penso che hanno capito, ogni giocatore che va all'Inter fallisce, quindi non conviene che vanno all'Inter, non c'è da essere all'Inter, c'ha la lista intera, ogni giocatore ha fallito, quindi è giusto. Comunque giusto dico, Candreva, chi è rimasto? Candreva forse, che comunque A parte De Vrij, vabbè, sì, però è un discorso. Andrea e De Vrij, sì. Che sono rimasti, e resto basta. A me De Vrij mi piace tanto. A De Vrij l'ha fatto apposta quella volta lì a fare quegli errori. Che ancora ecco, tu che sei giornalista, secondo tutti quanti, facendo una cosa, cioè, come fai a non pensare male? Cioè, dai. Fu grossa. Io ne avrei schierato, sinceramente, ne avrei fatto giocare. Comunque ragazzi, cominciate a preparare domande per Laziale, Fiorentina, Roma e Juventino, cioè in generale, no? Così belle toste, perché li voglio in difficoltà. Allora, Simone Lemma. Simone, allora, per te la squadra che odi è quella simpatizzante, qual è in Serie A? Allora, la squadra che odio, vabbè, anche io essendo romanista, la Lazio, però più che la Lazio la Juve. Ora però sono proprio anti-juventino, ma proprio sì, poi anche la Lazio, diciamo, la rivalità che c'è è tanta, poi essendo a Roma ce n'è veramente tanta, però più in assoluto la Juve. La Juve è invece quella che simpatizzo, il Milan, in Serie A il Milan e anche il Napoli, Fiorentina, però se devo scegliere tra Milan, Napoli e Fiorentina ti dico il Milan. Sì. Giusto. Beh. E il perché proprio di colore, roba di colore o di storia, così a impatto? Allora, sinceramente di storia dovrei essere, cioè, diciamo, c'è stata, diciamo, una rivalità tra Roma e Milan, ricordiamoci il fatto di De Falchi, però ti dico la storia del Milan, i tifosi del Milan, diciamo, mi è sempre piaciuta come ambiente, ecco. Ecco Simone, dato che siamo su di te, mi fanno subito una domanda, ma bella pesante. Vai. La sto leggendo, diciamo, Madonna. Allora, noi romanisti di 7-1 ne abbiamo visti quello a Manchester, quello col Bayern Monaco e purtroppo quello dell'anno scorso a Firenze. Che dire, diciamo, imbarazzanti. Sì. Mi manca solo un campionato, così fate il triplete. Vabbè, Ghiotto penso lo so, la squadra che simpatizza mi sembra non c'era o c'era qualcosa, Ghiotto mi sembra, te l'avevo già chiesta. Cosa? Di chi simpatizzava e chi odiavi? Io? Ma vabbè, tanto me la fai tutte le live sta domanda. L'Inter, vabbè, che e la Roma ovviamente, no. La Roma, anche il Milan mi sta sul culo, anche il Milan. E poi l'Inter simpatizzi l'Inter. Sì. Ok, vabbè, lo sappiamo. Andiamo da Leonardo. Leonardo invece, le squadre che odi pensa alla Juve, per la Fiorentina. Non me le voglia il buon Dani, ma sicuramente sì, c'è la Juventus. ma penso squadra. Che anche Dani non l'ha detto, ma è una di quelle che odia anche lui, la Fiorentina. Non l'avremmo mai detto. Ma secondo me è più da parte nostra. Poi anche loro ci sentono
tanto e non lo vogliono magari far vedere, ma ci sembra... Scusa Leonardo, ma perché avete quest'odio per la Juve? C'è un perché? Beh, insomma, sicuramente c'è uno scudetto rubato, meglio secondi che ladri, quando insomma un gol non regolare di più che il buon Ciccio Graziani fece e lo annullarono per fuorigioco, e mentre diciamo ci fu faccio anche difficoltà a commentarla, perché tutte le volte la ricommento mi rientra un po' l'agitazione, anche se ancora non ero minimamente nato, però diciamo ci furono dei grossi dubbi su queste due partite. Noi che poi andammo a giocare una finale di Coppa UEFA a Avellino, se non lo sapevo, oddio, te forse Napoliello sai, è un feudo bianco-nero, tra l'altro c'è anche il gemellaggio Juve-Avellino, sì, Avellino ci e Juve mandarono lì a giocare, la bomba carta di Salerno contro il Grasshopper, insomma, e poi si scoprì che fu un tifoso della Salernitana, che insomma anche lì hanno un buon rapporto con i tifosi della Juventus, ma al di là di questo è la squadra più forte. È la squadra più forte, come il Paris Saint-Germain è la squadra più forte in Francia, il Bayern Monaco è la squadra più forte in Germania, e via discorrendo. E quando una squadra è forte sta sulle scatole e non di sulle palle, e quindi è normale che noi, che si è vinto 2 scudetti per sbaglio, va bene, e 4-5 Coppe Italia, è normale che ci sia un po' di invidia, perché lo devo dire, c'è un po' di invidia, e questa invidia va e sfocia in un odio personalmente sportivo, e mi fermo lì. Però ecco, diciamo che a Firenze, se vai in giro con una maglia della Fiorentina, con una maglia della Juventus, potresti incorrere in qualche problema. Riparto proprio da Dani Orgoglio Gobbo. Una partita che ti ha fatto godere quest'anno durante tutta la stagione, qual è stata? Napoliere, posso fare una domanda pure io? Scusate, poi ti faccio partire, perché no. A te invece quelle che odi e che ami? Allora, io... poi cambio discorso. È la Juve, ma io penso solo la Juve. Io penso solo la Juve, ma diciamo è un odio in sfottò, non sono odi quelli cattiverie, diciamo le cose. Io non sono per le cattiverie, non sono per queste cose qui. Infatti, se no non c'era nemmeno nel mio canale, no? Non sono il tipo. Io sono per gli sfottò, per della Juve, hanno perso la Champions, vado a cercare la Champions, dove è la Coppa, capito? Sfottò. No? Sono così, no? Ma poi finisce lì, capito? È quello. Cioè io sono per la mia squadra, basta, gli odi sono quelli, cioè sfottò sulla Juventus, basta. Cioè poi nessun'altra, io penso solo alla Juve. E quella simpatica invece, un po' più simpatica? Allora, simpatizzante per i colori la Lazio, perché cioè, rappresenta un po' il colore verso il Napoli. Lecchino. Non solo Lecchino, è la verità, perché già da vicino, quando il Napoli era in Serie C e la Lazio comunque era in Serie A, cioè volevo un po' che vinceva il campionato, capito? Mi simpatizzava la Lazio in Serie A, non ti fa perché tifo solo Napoli, però cioè mi sta simpatico così, ci stanno giù da te, tu stai proprio a Napoli, dove stai tu preciso, più o meno? No, io sono in Toscana. E poi ti dico la verità, un po' dovrebbe essere odio Napoli e Fiorentina, no? Invece la Fiorentina anche a pelle così mi sta un po' simpatica. No, ma giù poi ci stanno un sacco di tifosi laziali, pure io non pensavo, Jacopo, ci sta un sacco di lazialità giù a Napoli, io non pensavo. Sì. E c'ho parenti che, vabbè, parenti della compagna mia, insomma, che sono laziali. Poi è ovvio, sarei bugiardo a dirti che se, diciamo, il Napoli, diciamo, prima, se il Napoli è fuori dallo scudetto e se lo lottano, diciamo, delle squadre del nord e delle squadre del sud, preferisco che vince una squadra del sud il campionato. Scusami se ti ho interrotto, Francesco, volevo sentire pure la tua, insomma, di quello che odiavi e quello che amavi. No, io odio solo la Juve, basta. Però, come ripeto, è un odio di sfottò. Basta. Allora, Dani, ti stavo dicendo, aspetta, che ti stavo dicendo? La partita che mi ha fatto godere di più. Che ti ha fatto godere di più durante la stagione? Io quest'anno, essendo che le partite che mi fanno godere dipende anche dall'ambizione che ho durante un anno, e durante l'anno penso che da 2 o 3 anni l'ambizione sia un'altra,
e non tanto vincere lo scudetto. Quindi in Champions non è che abbiamo visto chissà cosa quest'anno, anche se Sarri ha vinto facilmente il girone a differenza di quello che faceva Allegri. Abbiamo perso e non so ancora come a Lione, però dico che in Italia, se devo dire, l'unica che mi ha fatto godere è quella, non il ritorno contro l'Inter, perché lì veramente l'ho vista con la consapevolezza che si sarebbe fermato il campionato. Ho detto, questa partita che cacchio serve se si ferma il campionato? E quindi Inter-Juventus era andata 1-2. Che è stata la vostra miglior partita, secondo me, o comunque una delle migliori. Sì, la Juve ha fatto un partitone con l'Inter, secondo me, ragazzi, ma anche la partita di ritorno, Dani. No, vabbè, ma il ritorno non era più Era un clima calcio. diverso, sì. Sì, non era più calcio, ma comunque la Juve l'ha messa sotto all'Inter. No, primo tempo no, Cioè, poi è venuta fuori la qualità. Primo tempo ho giocato Sì, meglio. ma quando è venuta fuori la Juve, l'Inter non ci ha capito niente. Una volta segnato il gol con Ramsey, potevamo vincere 3-4-0. Sì. Ma poi le squadre di Conte... Invece, Dani, le partite che ti hanno ferito di più, quali sono state durante la stagione? Lione, sicuro. Lione, poi anche guarda, la partita che a me non me ne fregava un cacchio, sinceramente, quella di Napoli, perché comunque dici, vabbè, ci sta a perdere a Napoli, però come abbiamo perso, cioè come se non avessimo giocato quella partita. Sì, però tanto c'è il ritorno con Lione che non giocherà più il campionato, si stanno allenando e basta. Tanti giocatori sono già promessi sposi da altre squadre, per cui ora non è per gufarla, per l'amor di Dio, ma voglio dire, questa è una partita e secondo me diventerà una farsa, perché cioè, Olanda e Francia non giocano più i campionati e quindi veramente si stanno allenando e basta. E qui si sta parlando della Champions League, però continua, e il Lione con che spirito va a giocare contro la Juve? Cioè prende una rimballata. No, ma io penso sinceramente che allora la farsa sì e no, nel senso che alla fine secondo me comunque se si giocherà si vincerà sul campo e vincerà chi merita. Però bisogna, a parte il Lione che secondo me lì sì, cioè da 3-4 mesi che non si allena, che non gioca le partite. Però in generale, se facciamo questo discorso, possiamo dire che il Bayern Monaco fra 2-3 settimane ha finito il campionato, poi ha un mese di inattività a livello di partite. Quindi anche il Bayern Monaco, che secondo me prima della sosta sarebbe stato il favorito numero 1, adesso ad agosto non lo so come sarà. Quindi secondo me diciamo che è molto anomala come stagione, questo sì. Posso fare una domanda, ragazzi? Una domanda per tutti quanti. Io mi ci sono un attimo, ho pensato, insomma, tutto sto lockdown che è successo, no? Perché l'Inter c'aveva 2 partite da recuperare, no? Cioè quella con la Juventus e quella con la Sampdoria. Io non mi capacito perché hanno fatto giocare prima Juventus-Inter quando ha giocato prima Sampdoria. Chi è che mo spiega sta cosa? Non sono riuscito a capirla io. Non c'è una spiegazione. Il problema è quello. Tu pensai, ecco, magari che sei un po' più addentrato di noi, no, magari ma non c'è una spiegazione. Non c'è una spiegazione logica e purtroppo quando non c'è una spiegazione logica e quando pensi male, poi io penso male, con il massimo rispetto, quando parli di Juventus e c'è qualcosa che non è logico, è ovvio che poi vai a cascare sul discorso io penso male, c'è qualcosa dietro, c'è il complotto di qui e di là, quando in realtà magari non è così. No, aspetta, vi giro la domanda, ma se avessimo perso quella partita? No, ma sarebbe stato uguale, sarebbe stato uguale. Non lo so, cioè, io ho visto tante polemiche veramente per il cazzo, scusatemi il termine, perché quella partita lì, allora Inter-Sampdoria bisognava giocare subito quella a porte chiuse, subito senza rinviarla, anche lì no, ma secondo me dovevi far giocare Inter e Sampdoria e poi dovevi far giocare quando si ricominciava il campionato. Juve e Inter non dovevano giocarla e dovevano riprendere adesso. Aspetta, ragazzi, ma guardate che la prima proposta fu giochiamo Juventus-Inter il 13 maggio e gli interisti e l'Inter non era d'accordo, quindi la colpa è loro, perché si giocava il 13 maggio, poi col 13 maggio sarebbe stato spostato tutto e Juventus-Inter l'avresti giocata ad agosto. Sì, però quello che non capisco io, Dani, sai cos'è? Che tu da calendario un po' saltai le partite e fa come ti pare. Posso giocare Juventus, Lazio, Napoli e poi famo giocare tutte le resto, capito? Cioè, l'ultima partita era Lazio Napoli. Non è che posso fare come pare, voglio giocare Lazio Napoli, è quello che
è strana la cosa, perché hai fatto giocare prima Juventus Inter? Non ha spiegazione su internet. Secondo me è perché avevano dato già per certo le che coppe, non continuava il campionato. Può darsi Capito? per le coppe, perché loro avevano le coppe. Non lo Secondo so, me avevano dato per certo che finiva il campionato e che sarebbe finito il campionato con quella giornata tristissima. Vi ricordate Sì. anche Parma Spal sul tunnel che non si gioca, non si gioca, quindi quella giornata lì andava annullata, secondo me. Secondo me, una giornata tristissima. E quindi per me hanno detto vabbè, facciamo divertire questi 4 milioni, 5 milioni quella delle partite, arrivederci, grazie, tanto si sa che poi finisce tutto e che c'è il coronavirus. Posso dire una cosa? Siccome molti dicono, e lo pensate anche voi, Juventus-Inter è stata giocata perché comunque la Juventus dopo una volta vinto sarebbe stato sopra. Qualora non si fosse giocata quella partita, comunque la giornata che si prendeva in considerazione era la 24esima. Esatto. Quindi ragazzi, allora Dani, c'è una domanda qui avanti a te allo schermo. Secondo te la Juventus può prescindere da Ronaldo? Guarda, io ti dico una cosa, Ronaldo è fortissimo, ma Ronaldo per essere forte devi avere almeno 6-7 campioni in squadra. Ronaldo non è... Cioè, se tu non gli costruisci la squadra attorno, Ronaldo diventa inutile. E per me Ronaldo, a distanza di 2 anni, che eravamo tutti esaltati, per me è stato un passo più lungo della gamba ed è stato un passo più a livello economico che sportivo. Sì, marketing alla fine. Sono d'accordissimo. Io su YouTube, io Ronaldo l'ho sempre infatti criticato, non tanto per i gol, perché i gol l'anno scorso un po' meno, quest'anno vabbè ne ha fatti tanti, ma lui penso sia il più grande realizzatore, perché poi di testa, di sinistro, di destro. Però come gioco secondo me non ha mai dato quella marcia in più alla Juve, demeriti suoi sicuramente, ma come ha detto Dani anche della squadra, ecco. Allora Stefano, per te le partite che ti hanno fatto più male e quelle che ti hanno fatto più bene, diciamo, ti hanno fatto godere in Serie A? Guarda, quella che comunque mi ha lasciato il segno e non pensavo era Atalanta-Lazio o Lazio-Atalanta, Lazio-Atalanta 3-0, 3-3. Quella mi ha fatto... No, che poi da lì è cominciato tutto quanto. Ti ha fatte saltare, dai, ti ha fatte saltare. Eppure quella con l'Inter, penso. Quella con l'Inter. Sì, quella con l'Inter 2-1, però ormai lì stavi carico, capito? Però non pensavi che... Dimmi, ya. Con la Juve. Con la Juve, secondo me io pensavo che Dani diceva la peggior partita era la Supercoppa, però non ha detto. Pensavo che... Non ci ha dato la soddisfazione, vedi? No, io la Supercoppa, ragazzi, da quando si gioca in Arabia Saudita o quelle parti là, non è perché anche quando la vinciamo non la conto tanto, è proprio un trofeo che a me... Però è vero, sto fatto che vanno fuori non mi piace manco a me. Perde un pochettino, sì, quello sì. Sì. E quella invece che mi ha fatto più, diciamo, soffrire è l'esclusione d'Europa League. Io non mi capacito, ragazzi. Io da laziale lo dico sempre in tutte le dirette. Se uno deve partecipare a una Champions League come tutti gli anni, no? Perché poi a Lazio sono un po', i tifosi sono un po' che si lamentano come tutti quanti, no? Dice che succede quando la Lazio fa un campionato, poi va in Champions League o va in Europa League e quell'anno poi dice però la Lazio ha giocato Europa League, siamo stanchi, cioè non funziona così. Io penso che tu se devi entrare a una competizione devi onorarla alla competizione. Diciamo l'Europa League è stata una delusione della Lazio, no? È stata una delusione per la Lazio. Ma alla fine è stata una scelta della società. È brutto. Dicevo le partite invece in Serie A che ti hanno fatto che sei rimasto deluso sui risultati. Con la spalla abbiamo perso insomma partite con la spalla. Io penso un po' di rammarico anche con il Verona, perché se avevi vinto quella partita. Bravo, mo mi ha fatto ricordare, bravo, quel Verona abbiamo pareggiato e mi ha dato pure quella. Lì ci hanno messo in difficoltà. Aveva preso 2 pali la Lazio, mi sembra. Però, sì. Quella partita lì, no, il rammarico c'era, però poi guardandola bene è stato un punto più guadagnato alla fine, perché poi la settimana dopo il Verona ha battuto la Juventus. Meritando. Quindi il Verona è veramente un osso duro. Quindi è stato un punto. Infatti il Verona quest'anno guadagnato. Quest'anno il Verona se giocava come doveva giocare poteva arrivare benissimo in Europa League perché ha giocato un bel calcio. Non mi aspettavo. Ma ecco, in teoria. Ma se devo mettere appunto
se devo mettere una partita contro di voi, non metto la Supercoppa, metto quella in campionato. Cantato Noia, sì, 3-1 pure lì in campionato, sì. Caicedo nel finale, mi sembra, no? Sì. Sì. Luis Felipe, Milinkovic e Caicedo. Intanto ti salutano Dani, ti saluta un tuo No. Drughi 88. Ok, Nello, ciao Nello. Simone, per te le partite che ti hanno deluso e quelle che ti hanno esaltato? Ce n'è un po' troppo. Allora, solo una. Per farne elenco. allora, la partita diciamo più importante secondo me quest'anno è stata contro di voi, contro il Napoli 2-1. Napuliel, vedi? E le partite proprio pessime io ne cito due, quella con il Bologna all'Olimpico 4-1 4-0 4-3 che era 2-3 col Bologna. Sì. Penso quella col Sassuolo a Sassuolo al Mapei 4-2, sì. Mamma mia, quelle due proprio scandaloso. Quindi hai perso 6 punti. Sì, ma perché la Roma dopo col Sassuolo si è stato messo, infatti con l'organico che c'ha la Roma, cioè è stato messo sotto dal Sassuolo anche a livello di gioco in quella partita, ti rendi conto? Sì, cioè... sì, ma io penso che la Roma dopo la sosta natalizia ha avuto un crollo incredibile. Da lì c'è stato un crollo sia di testa che fisico proprio incredibile. Sì, ma perché la Roma diciamo è stata... Sì, dico, è stata condizionata anche un po' dagli infortuni. Poi noi tifosi romanisti, sono sincero, quest'anno non è che mi aspettavo molto, perché non ci sono stati, diciamo, non c'è stato un mercato incredibile, cioè diciamo, l'obiettivo nostro è il quarto posto, che alla fine lo stiamo rispettando, perché stiamo a -3 dall'Atalanta. Mancano ancora 12 partite, è tutto possibile, però gli obiettivi di quest'anno nostri erano questo, il quarto posto. Non avevamo grandi aspettative, almeno io da quello che sto vedendo non ho grandi aspettative quest'anno. Sì. Poi ci credo. Ma ti posso dire una cosa, Simone, secondo me la Roma è stata sempre, ultimamente proprio, è stata una squadra discontinua, diciamo faceva 3 vittorie e poi cascava, riperdeva, una squadra non costante, non ha avuto mai la costanza nei risultati. Non è stato come la Lazio, che la Lazio ha vinto 11 partite, quando è? 11 partite di fila? 11. Sì. Hai capito? Quello le è mancato per fare il salto di qualità in avanti. E poi, ovvio, come dici te, ha avuto sempre tanti infortuni. La Roma ha avuto è stata sfortunata perché tantissimi giocatori rotti, tra Spinazzola, Veretù, in avanti. Zaniolo, bravo, ce n'è troppi. No, ma io penso che la differenza tra Roma e Lazio in questi ultimi anni anche la solidità difensiva, perché la Lazio c'ha una bella difesa compatta. No, però a Napoli stai bene, stai pure la solidarietà, perché Porelli, la solidarietà, insomma, sono anni che Porelli non vincono niente. Un po' di solidarietà tocca dargliela, dai. No, ma ripeto, io penso che la differenza tra Roma e Lazio in questi ultimi anni è veramente tanta. Sì, ma la Lazio ha un centrocampo secondo me il più forte in Serie A, attualmente. Sì, ma non parlo solo di ruoli, ma anche di dirigenza, di tutto. Sì. No, lo Tito può stare sulle palle, però come ha tenuto i giocatori lui... Lo Tito ci tiene. Allora, Giotto, per te le partite già le sappiamo, no? Quelle un po' che... Ma quali? Quelle belle o brutte? No, penso le belle l'avevi detto, erano l'Inter, con l'Inter e con la Juventus. Diciamo allora, forse se devo dirne una, dico quella con la Juventus in campionato, perché mi ha dato proprio la consapevolezza che eravamo, diciamo, da primi. E quella delusa alla spalla era? No, quella delusa è stato il derby dell'andata, perché abbiamo giocato molto bene, abbiamo preso 4-5 legni e, come dire,
ho più rammarico per quella partita lì invece che ad esempio tipo col Verona, perché il Verona ci ha messo in difficoltà comunque, quindi il pareggio ci stava. Quel derby lì diciamo che lo meritavamo noi, però alla fine se non la butti dentro è giusto. Io un pochetto, sai, pure quella con l'Inter è andata, ho rosicato, lì proprio rosicato 1-0. Anche lì diciamo abbiamo tenuto bene il campo, ci fu diciamo quell'ingenuità di Johnny che era la sua prima da titolare, quindi è comprensibile. Sì. Però tipo Correa si mangia un gol sì, davanti alla porta ad ammazzarlo, perché poi lui ha tentato di fare uno scavetto, se gli devi spaccare la porta, cioè non esiste. Lì veramente l'avremmo, ero con mio padre interista, anche lui ha detto un coglione, sto facendo ad ammazzare veramente. Però quella lì diciamo che voglio dire, a quel punto del campionato eravamo alla sesta giornata mi pare, perdere 1-0 a Milano ci poteva stare, voglio dire, giocando bene, quindi non è che ho rosicato così tanto. Però in generale diciamo che quest'anno abbiamo avuto più soddisfazioni che delusioni. Almeno una domanda a Dani veloce. Una domanda a Dani veloce. Secondo te il punto debole della Juventus quale potrebbe essere, visto che non riuscite mai a vincere la Champions? La mentalità della società. Questo punto debole. Io avrei risposto allenatore, però vabbè, la butto là. Secondo me, se volete alzarvi il centrocampo attualmente alla Juve per vincerla, secondo me, perché la rosa, cioè, secondo me gli manca il centrocampo all'altezza. Se gli metti il centrocampo che aveva prima Pogba, Vidal e Pirlo in mezzo a una squadra come c'è adesso la Juve, vince la Champions. Tanta roba. Ma guarda, ti dico una cosa, il problema che ho detto mentalità della società, perché se sei in una squadra in uno dei campionati principali 37 scudetti, poi fate voi i conti, però per me sono 37 e poi e solo del Champions League, cioè qualche domanda me la faccio, e non è Andrea Agnelli, cioè la famiglia Agnelli ha sempre messo come primo obiettivo lo scudetto, quello è. Sì. Ma lo è anche ora secondo te, Dani? Questo sì, Madonna, della società, Dio. Secondo me sì, ma guarda, allora, voi avete tirato fuori il discorso del centrocampo di Berlino, una grande società, si tiene quelli lì, hanno fatto una finale di esperienza nel 2017 ai giocatori che hanno fatto una finale di esperienza, invece noi nel 2017 abbiamo cambiato 8 undicesimi rispetto a Berlino, cioè dai, non esiste. Con tutto rispetto, Dani, Betancourt non equivale a Vidal, quell'altro Pjanic non equivale a Pirlo, Alessandro. Cioè Pogba non è paragonabile a quell'altro che c'hai, come si chiama? A Rabiot. Matuidi, Rabiot, sì. Che dire. No, non esiste. Centrocampo secondo me è il ruolo più, è il reparto più importantissimo. Difficoltà. Che fa difesa e attacco il centrocampo. Sì. Però ecco, in difesa, in porta, in difesa e in attacco la Juve è non si tocca. Però sai cos'è che io non so, Sarri non mi piace, non è da Juve, non è da Juve. Punto e basta. Sarri andava bene, ma non lo dico perché sono della Fiorentina, Sarri andava bene alla Fiorentina, punto. Dopo l'esperienza col Napoli, che per me è proprio cioè è anche troppo, se non è anche il Napoli. Ma che ci ha portata la signorina la parmigiana? Ha detto ho letto parmigiana. Era mangiato. Allora, Leonardo, per te le partite che ti hanno fatto godere di più e quelle che ti hanno fatto proprio ingazzare nero, cioè che ti hanno fatto indiavolo, quale sono state? Allora, su quest'ultima si può usare il plurale, sulle partite che mi hanno fatto godere, una a Milano contro il Milan, quando c'è anche la standing ovation, tutto ricordo che Ribéry quel gol là, pure Ribéry. Una e la vittoria con l'Atalanta per Gasperini. No, ma io penso pure un'altra, al San Paolo con il Napoli, penso. Sì, ma insomma, ti dico la verità, perché a Milano fu una cosa imbarazzante, cioè dominio totale. Il Napoli non c'era, dici te. Il Napoli non c'era. In quel periodo, dici te, il Napoli non c'era. Perdeva con chiunque. Eravamo sparato sulla Croce Rossa, cioè perdevamo con chiunque noi. Era messo malissimo il Napoli. Le partite, che sono tante, mi hanno fatto veramente girare le palle, sono la prima giornata proprio contro il Napoli, quel 4-3 che grida vendetta, perché davvero fu una partita bellissima, ma piena di errori da una parte e dall'altra. Sì, me lo ricordo, Mertens un rigore regalato, e da lì ci hanno ammazzati, perché al Napoli non gli hanno dato più rigore, da lì ci hanno ammazzati. Poi la sconti. E l'altra, il 3-0 a Torino con la Juve,
secondo me un risultato bugiardissimo, con anche lì, diciamo, problemi, definiamoli così, arbitrali, però insomma 3-0 veramente troppo alto. Esatto. Poi insomma la Chi stagione c'era quel rigore su Betancourt, quello tipo Dani ostruzione, sta ridendo sotto i baffi, lo sto a guardare. che non per me Dani, c'era. non era niente in nessuno dei casi, però vabbè, poi magari sono troppo di parte io. No, ma quel rigore su Betancourt non c'era, sono d'accordo anch'io. Comunque, Dani, qua ti ringrazia Angela che ti dice la risposta di prima e quella di adesso, sono d'accordo con te, però secondo me è anche l'allenatore che non è all'altezza della Juventus, dice. Ma io dico solo una cosa, l'allenatore, allora, a parte che secondo me la prima scelta era veramente Guardiola l'anno scorso, secondo me. Poi che Guardiola non è un discorso di ingaggio di Guardiola, è un discorso che Guardiola viene e ti fa la lista della spesa. La società, quando dico che non ha mentalità, è questo. La società Juventus non fa mai il mercato con l'allenatore, fa il mercato, mette il mercato all'allenatore, cioè dice questi sono i giocatori che ti do, tu devi essere bravo come i giocatori che ti do io. La società ha sempre fatto questo. Con Sarri, che ha un metodo per me, cioè gli unici giocatori. Ma Conte alla fine cos'è che ha scelto? Alla fine Parati ci ha portato Vidal e Pogba, ti faccio un esempio, ma Conte non è che faceva il mercato, infatti quando si è incazzato se n'è andato Conte, perché voleva altri giocatori, se n'è andato. Quindi con Sarri è ancora peggio, perché tu devi costruire una squadra attorno a lui, perché con lui deve partire un progetto, non puoi pretendere che ti vinca tutto e faccia anche un gioco spettacolare il primo anno, non esiste. Al Napoli al terzo anno abbiamo visto quello che ha fatto. Allora, partendo subito, dato che ha parlato Dani, partiamo da te. Gli obiettivi della Juventus in gioco sono ancora la Coppa Italia, il campionato e la Champions. Potrebbe vincere ancora tutte e tre, potrebbe fare il triplete se andiamo a vedere, no? Allora, sì. la Coppa Italia, secondo te la vince la Juve o vedi un'altra vincitrice di questa Coppa Italia? Io vedo in ripartenza avvantaggiata l'Inter. Per la Coppa Italia, ok. E per lo scudetto? La Juve, perché velocemente la Lazio aveva un vantaggio prima, che aveva una partita a settimana, adesso una partita ogni 3 giorni la voglio vedere. E per invece la Champions? Inizialmente avrei detto Bayern Monaco, adesso dico Barcellona, secondo me ha più possibilità. Ok. Passiamo da Stefano. Stefano, gli obiettivi della Lazio, l'Europa League è fuori. Rimane solo il campionato. Anche la Coppa Italia l'abbiamo buttata fuori noi alla Lazio. Rimane solo. La vincevamo sempre, quindi ho detto io spero che la vince il Napoli a questo punto. Dai. Lo so. La coppetta a Napoli. Ma Stefano, allora il campionato quest'anno non se l'aspettavamo neanche noi da sta lì, insomma, a dar fastidio a Juventus, però sinceramente non è che mancano 38 partite come in campionato intero, quindi Dani mio potrebbe essere che la Lazio vince tutte come perde tutte, quindi per te chi vince e perché? Per te chi vince e perché? Non si dice. Lo deve dire, non lo mai, non ce la posso fare, è difficile. La Juve, vince la Juve. La Champions, se devi darmi un nome in Champions, chi lo vince? Lo sai cos'è? Che la Champions, dato che sto fuori, non è che ne capisco, non so chi c'è sta adesso, cioè ci stanno delle squadre come mi ha detto prima Leonardo. Monaco, Barcellona, Barcellona. Spero che il Napoli butta fuori Barcellona. No, non ho capito, le squadre che non giocano, come stava prima dicendo Leonardo, che è il Lione francese, ma non giocano, giocheranno, che fanno anche se non giocano il campionato? Dovranno giocano. Comunque danno a giocare. E per me dico così a orecchio loro, dico tutti Barcellona, per me va a vincere il Madrid, non lo so perché, ma c'ho questa sensazione qua, anche se il Barcellona vedo più squadra quest'anno, però Coppa Italia chi la vince? Coppa Italia ho detto Napoli, però occhio pure all'Inter, perché l'Inter mischia sempre le carte, poi magari c'ha sempre le sue chance, anche se comunque ragazzi, sai cos'è? È un gran casino adesso, sono 12 partite che mancano Coppa Italia, manca Champions League, è un po' a zero a tutto quanto, anche perché sinceramente non so come ricomincia tutto quanto, capito? Non so come, cioè è tutto da zero per tutti quanti, quindi potrebbe essere che la Lazio a 12 partite arriva quarta in classifica, non succederà mai perché sono 20 punti, però tutto può succedere nel calcio, raga. È difficile, però 12 punti sono 12 partite, 12 partite, non è poco.
Poi non è che stiamo a giocare col fresco, giochiamo con 35 gradi, mo comincerà a far caldo, quindi è un po' difficile per tutti. È difficile per tutti. E invece la Simone. Champions League quando finirà, ragazzi, la Champions League? Quando c'è gioco di disputare? L'ultimo quando? A settembre? No, a agosto. Agosto. Non immagino la Champions League ad agosto. Sai che casino. Io spero di buttare A fuori Lisbona, poi attenzione. spero di fare l'impresa e buttare fuori il Barcellona. Allora, Simone, cosa diciamo 20% Napoli, 80% il Barcellona passa. Simone, secondo te, no? La Roma può ancora farcela per il quarto posto? Allora, diciamo che non è impossibile. Allora, prima della ripresa io penso che l'Atalanta sta proprio una spanna su alla Roma, però alla fine stiamo lì, stiamo a -3, mancano 12 partite, quindi non è impossibile. Speriamo. La Roma, però, secondo te alla fine va in Europa League o in Champions, secondo te? O fuori? Allora, io spero per il quarto posto, però la vedo difficile. Ti ripeto, da come ci eravamo lasciati, penso che l'Atalanta merita di più. Poi, ripeto, spero per il quarto posto, ma da come ci siamo lasciati, ti dico il quinto posto. Scudetto chi lo vince? Allora, non per, diciamo, per tirarla ai cugini laziali, però penso che i laziali quest'anno se lo meritano. Se lo meritano, però certo, stanno lì, è difficile, ma se lo merita la Lazio e se lo riparte merita, ma lo vince, sì o no? Sì, secondo me sì. Se riparte col piede grattata generale. riparte col piede giusto, secondo me sì. Secondo me sì, anche perché la Juve ha un altro obiettivo ed è la Champions League. La Coppa Italia. La Coppa Italia, Aspetta, a Juventus potrebbe essere tutto, potrebbe essere niente, perché mica è facile, non è facile. Magari non vince niente la Juve quest'anno. Simone, invece la Coppa Italia? La Coppa Italia penso io vedrei come finale Inter-Juve, però penso che l'Inter ha buone chance perché Conte vuole vincere qualcosa, vuole alzare qualcosa e penso la Coppa Italia è una cosa che Conte vuole. Niente. Passiamo a Ghiottone. Ghiottone, allora la Lazio vince il campionato, sì o no per te? No, secondo me vedrete che fanno i playoff e poi lo vince la Roma. Ma questo fatto dei playoff mi ha fatto ricordare, se trovano un positivo, però lo stanno rivalutando da cosa ho visto, perché sennò è una merdata, perché se trovi un positivo devi fare i playoff. Ma tu hai visto i playoff a 6 squadre? Noi dovremmo andare a beccare, c'è sta l'Atalanta ma li devono ancora stabilire quello. Io ho visto su Sport Mediaset, ho visto una merdata ufficiale. Riguardo invece i playoff saranno comunque a 6-8 squadre comunque. E la Coppa Italia? Un derby che decide il campionato. Ma io non ci voglio pensare, la Coppa Italia? Chi la vince? Napoli la vince. Faccio una rattata, mi faccio una grattata, però speriamo. Invece la Champions? Ma guarda, giocando partite secche io vedo un Atletico Madrid con una mina vagante, perché giocando partita secca l'Atletico ti può mettere molte difficoltà. Quindi ti dico Atletico, anche se io pensavo fosse l'anno del City quest'anno, però con questa riforma secondo me il City uscirà, non penso riesca a arrivare in fondo. Allora passiamo da Leonardo e poi chiudiamo, perché l'ora ci siamo arrivati, devono entrare gli altri praticamente. Allora Leonardo, aspetta che tu volevi dire. La Fiorentina, secondo te ha ancora qualche speranza per raggiungere l'Europa League o secondo te non ce la fa proprio? No, neanche vicino. Ma te lo dico, ma non per gufarlo o per quant'altro, ma no. Non ci credi nemmeno te, ci credi. No. Ma quanti punti sta da Europa League la Fiorentina? Quanti ne mancano?
In questo momento non ho la classifica per fortuna sott'occhio, per cui non te lo so dire, ma tanti, troppi, ma più Poi che ci sono altro comunque è... delle squadre nettamente Come? più forti di lì davanti. Sì, ci sono... Sì, È sicuramente più sì, forte, sicuramente sì. diciamo, più sul pezzo. Però c'è da dire che rientra Ribéry, che stava fermo 2 mesi, quindi insomma c'è 2 mesi, 4 mesi, quindi insomma c'è da capire anche, da A me mi valutare anche piace questo. un casino Vlahovic, lo prenderei al Napoli. Vlahovic è Secondo me bello, cresce, è un ma bello attaccante lui cresce. Castrovini. sì, però la Fiorentina sta cercando un attaccante e in attacco la Fiorentina ce n'ha talmente tanti che c'è il rischio anche che possa partire Vlahovic, perché stanno cercando Belotti in tutte le maniere. Dico, ma a te E Vlahovic ti piace sì o no? a me Vlahovic. Vlahovic mi piace, ma ha bisogno di giocare. E la domanda è: siamo noi a Firenze o comunque la Serie A è pronta ad aspettare un giocatore che magari quest'anno si fa 5-6 reti, però il prossimo se ne fa anche 20? È Sì. chiaro che paragone con Ibrahimovic smettiamo, perché voglio dire, Ma io Vlahovic è una penso cosa, che se Ibrahimovic è Vlahovic un'altra. viene in una piazza, con tutto rispetto per la Fiorentina, ma io penso che se Vlahovic viene in una piazza come il Napoli, secondo me esplode quel giocatore. Non lo so, però ho capito perché Però è Vlahovic ha giovane, una secondo me io li farei ancora un anno o due a Firenze, tranquillo. Sì, perché per me in una piazza come il Napoli è troppo esigente. Cioè, È brutta. ragazzi, state mandando via Milik, che io andrei domattina a prenderlo a spese mie a Napoli. Cioè, state mandando via uno come Milik, che io lo prenderei Ma domattina. Quindi come l'unica cosa è che ha problemi fisici, però sì, Lo so, attualmente a però giro dai. non trovi di meglio, quello sono d'accordo, perché a giro non trovi di meglio A me attualmente. se mi dicessero fa uno scambio Vlahovic-Milik, io ti dico la verità, Bravo. nonostante si stia Cioè, parlando se del 2000, io lo io farei. infatti Milik lo darei via solo per uno come Cardi, come Immobile, capito? Attaccanti così. Appunto. Infatti. E niente, invece riguardo lo scudetto, chi ritieni che lo vince secondo te? La Juve. Ma anche secondo me, infatti l'ho detto anche. Purtroppo, ma lo sai perché? Perché prevarrà chi ha la miglior panchina. Con questi 5 cambi, Anche secondo me, la Lazio infatti. non ha ricambi, lo so. l'Inter, la Juve sì, la Juve sì, e quindi Ma la è Lazio una vince prima, riforma. capito? Prima di fare i cambi, la Lazio vince 3-4-0. Meglio, te l'ho detto prima, io a me se vince la E Lazio poi sono butta tutte le contentissimo. primavere dentro, tutte primavere. Io sono Coppa Italia, contentissimo. Coppa Italia, Coppa Leonardo. Italia è bella, 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 bella. Ti toccarti Napoli, ma credo che sarà il Napoli. Mamma mia, speriamo. Vabbè, avete vinto anche con noi, di che voglio dire. E invece la Champions? La Champions è una bella... Io dico Bayern Monaco, già l'avevo, secondo me Bayern Monaco. È una bella lotta, sì. O Bayern Monaco o Barcellona. Secondo me sì. E niente, vi volevo salutare con un vostro motto. Leonardo, un tuo motto per la Fiorentina, una parola che come ci vuoi lasciare per la tua squadra. Dai. Ma cercare di fare meglio di quanto si è fatto, perché fare peggio non è possibile. E questo è un motto non molto ottimista, ma purtroppo molto È un realistico. coro, lasciaci con un coro per la Fiorentina. Un coro per la Fiorentina, non mollare mai. Oh, Fiorentina, no, Io ho sentito quello là, Maremma Buaiola, come fa? Qui lì ci sarebbe una bestemmia, a quel coro, infatti, che non ci sarebbe la Maremma, ma ci sarebbe un'altra cosa, una bestemmia, lì purtroppo a Firenze lo sai, no? Lo so, perché qui in Toscana lo so, perché c'è anche 2 fiorentini dove lavoro, che lo so. Ecco, sicché penso tu lo sappia, no? Allora, Chiotto non se ne va, rimane qui la mia piccolina. Saluti ragazzi, alla prossima. Comunque io Simone, ciao Leonardo, grazie per essere stato qui. Ciao, ciao, grazie a tutti. Simone, una frase e un tuo coro, qualcosa prima di lasciarci. Una frase, un motto, io ti dico, la Roma si ama, cioè la Roma non si discute, si ama. Questo Un coro, ti dico, no? un coro, lasciaci un coro. Sì, ce ne stanno tanti ora che ti posso dai, uno dire. dei Venditti, dai, uno dei Venditti. Beh, diciamo che il coro, io penso che non perché sono romanista, ma penso che è uno dei cori più belli in assoluto, Roma. Questo.
Ma sfogati, io se ero io mi sfogavo. Allora, niente, ciao Simone, grazie per essere stato qui. Ciao Gabriele, Ciao, grazie ragazzi. per l'invito come Grazie sempre e forza Roma. Forza Napoli. Vai Stefano. Che te canta? Che te canta? Una canzone di Aspetta, Volo prima così? un tuo motto, qualcosa che volevi dire anche alla tifoseria laziale, qualcosa che volevi comunicare, no? Vabbè, comunicare, speriamo che insomma queste 12 partite, Motti ce l'ho sempre, ma insomma Roma merda mi esce sempre, quindi purtroppo quella è il mio motto che esce sempre da ogni fine live che faccio. Però ecco, speriamo che insomma 12 partite sono difficili, speriamo che la Lazio riesce a meno a contrastare Juventus, perché insomma Juventus è una bella squadra, c'è un sacco di ricambi, quindi Lottare fino alla fine, dai, almeno. sì, almeno a lottarci il titolo fino all'ultimo. Come va, poi. Sì, no, Tanto almeno l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, la perché Champions. sì, ma nonostante quello, tutto quello che abbiamo passato sti mesi, almeno sia un campionato, capito, che è bello da vedere, perché magari No, due vabbè, squadre è vero. Anche per almeno la gente, per dare... Cantaci un coro, vai Stefano, cantaci un coro e poi... è quello che muove adesso, che tutti i laziali cantano poporobo, poporobo. Mo mi sveglia e più pure 3 gol, capito? Però, vabbè. Grazie Stefano, grazie di essere stato qui. Un abbraccio, Ringrazio ciao. tutti quanti e ringrazio un saluto al Bagliotto, ci sentiamo spesso, quindi un abbraccio. Ragazzi, passate ai saluto. canali che sono stati qui, ai canali amici, una bella iscrizione. E poi se mi ricordo Stefano. se qualcosa te scrivo a te, perché non mi ricordo tutti i canali, te scrivo così, ma te scrive agli altri. Sì, Okay? sì, tanto sotto la descrizione di questa live c'è scritti tutti i nomi dei canali, tutti. Perfetto. Dai, Ciao Stefano. un abbraccio. Ciao, un ragazzi. abbraccio. Ciao Stefano. Ciao ragazzi. Allora, Dani, un motto per la tua Juventus è un coro. Allora, questo lo dedico agli aziendalisti juventini che dicono vinciamo da 8 anni in fila. Allora, noi abbiamo un motto di Boniperti: vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Questo motto si tira fuori solo però in Italia e in Europa 1000 alibi. Questo motto dobbiamo portarlo anche in Europa, punto. Quindi questo motto richiude un po' il tutto. Poi per quanto riguarda il coro, in Italia e in Europa ci vedrai e non ti lasceremo mai. Ecco, questo è il coro. Grande. Ciao Dani. Grazie Ciao a mille, tutti, grazie. ragazzi. Passate Ciao, anche da Dani, tanto ci sono in descrizione tutti i canali. Grazie mille. Ciao Dani. Grazie mille. Ciao. 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 Ecco. Oh, Allora, Napoli, la. Ora arrivano gli altri. Ok. Allora, intanto fammi copiare questo per Roberto Palermo, perché c'è pure Alfred stasera. Sì, lo so. Vuoi fare compagnia ai tuoi amici laziali? Non li vuoi passare su? Prima Stefano, poi Alfred. Sì. Si vede che simpatizzo per il laziale, Sì. Si direbbe per tutti questi laziali nel mio canale. Allora, ecco qui. Roberto Mare, visualizzami. Napolielli, li Va fate bene. aspettare comunque. Gli Eh? altri. Li fate Cosa? aspettare gli altri. Sì. Li ho fatti un po' aspettare, infatti. Allora. 10 minuti, amico, aspetta. Ecco. Bare visualizza, mi ha scritto. Allora, Alfred. Andiamo da Alfred a mandargli il link. Ecco qua. Poi chi c'è? Prince nerazzurro. Ecco qua. Lo conosci a Prince nerazzurro te, Jacopo? Ma l'ho già sentito, però non lo conosco. No, è un bravo youtuber, anche su Instagram si è messo... Io lo conosco solo su Instagram, Non Sì, sapevo. è bravo. C'è c'ha anche il canale YouTube e c'ha 2000 iscritti. Ah, non lo sapevo. No, è bravo. Chi c'è? Bococco, buonasera Napolele, pensi che Beck tra te e Ghiottone ci sarà una dura lotta per
per Allora vado in bagno, va, tanto che aspettiamo. Den Donker, ma io non lo voglio Den Donker. Il Napoli punta su profili più importanti, tipo Veretù. A me mi piace Veretù della Roma, lo prenderei tutta la vita il Napoli. Ghiotto tratta bene la mezzo. Grandi Angela. Comunque ragazzi, lasciate l'iscrizione, un bel mi piace e iscrivetevi al canale che non vi costa nulla, chi non l'ha fatto. Dai Rino e Giada, fate i moderatori, spammate di continuo, like, iscrizione, una bella donazione se la volete fare, a piacere ovviamente, quella non è un obbligo, ma un bel mi piace. Aspettiamo gli altri che arrivano, ragazzi, aspettiamo gli altri che arrivano. Allora, no, ora non ha, no, Bococco, no, secondo me no, stai esagerando. Uno dei più forti è Milinkovic. Ciao Prince, buonasera, grande, buonasera. Ciao ragazzi, ciao Napo, come stai? Bene, tu tutto bene? Sì, dai, siamo in attesa di ripartire, quindi Proprio bene, dai. si riparte subito Napoli-Inter praticamente. Bene, molto bene. In realtà si riparte già con un Juventus-Milan e quindi già lì voglio vedere, respirare un po' di aria. Ciao. Intanto, ciao Ghiotto, ciao, buona serata. Ciao, piacere. E quindi voglio prima vedermi Juve-Milan, che poi sono due partite per niente. Sì, poi due partite, sai, Napo, per niente scontate, per varie ragioni, no? Quindi curioso di vedere come si riparte anche. Ciao Domenico, buonasera. Dove? Ciao fratello. Ciao bello. Mio ciao, fratello Partenopelo. Ciao, piacere Domenico. Ciao. E niente, sì, sarà subito due grandi incontri, praticamente Juventus-Milan e poi ci sarà Napoli-Inter, la partita più attesa penso da noi e pure da te, Prince. Tu dici qua a Milano? No, al San Paolo, però... No, tu dici attesa per noi di Milano, che siamo a Milano, ovviamente sì, sia per azzurra. Voi che per voi, per tutte e due, sia per il Napoli, noi napoletani che per voi. Sì, guarda, intanto io mando un abbraccio a Rino perché comunque, anche se non sono evidentemente tifoso del Napoli, ma avendolo vissuto dalla parte comunque interista, Ringhio ha sempre dimostrato di essere una persona superiore, di intelligenza superiore, umile, di buoni propositi, quindi un abbraccio a lui e anche per questo credo che la vostra squadra sarà sicuramente ancora più concentrata per magari dargli una mano a superare questo momento, quindi sarà ancora più difficile. Ciao Alfred, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao. Allora, manca solo Roberto che fra poco arriverà. Vai. Il nostro amico che ci visualizzerà. Lo Juventino ci vuole. Dove ci vuole? Allora siamo in 6. Sì, bella chini, sei di noi. Ci sono due laziali, due napoletani e solo un interista. Aspetta, è un juventino, un interista e un juventino. Ma loro sono uno o in realtà sono tre? Sai che loro fanno i conti, dipende, quindi sono in tre loro. Chi? Lo Juventino, sai che loro uno vale 2, 2 vale 5, quindi in realtà sono in tre loro. Come sono? Vabbè, loro hanno una matematica a parte. Infatti, per quello, io mi attengo al loro modo di contare, quindi uno, quindi vuol dire che sono in tre. Sì, infatti. Ironia, ragazzi, è massimo rispetto per tutti, ci mancherebbe, non vorrei scatenare. Tanto non c'è ancora lo Juventino, quindi dobbiamo insultare adesso, capito? No, gli insulti no, quello mai, però due battute ci stanno, dai. Allora, nel frattempo che arriva Roberto, Domi, secondo te... Allora, prima di tutto ti volevo dire perché tifi Napoli, perché ti è venuta la passione per Napoli, cioè poi lo dirò a tutti, ma penso è normale, essendo napoletano, penso è una cosa normale. Mi fai una domanda banale, proprio. Ma penso è una cosa normale, però tu voglio sentire parlare, voglio sentire proprio... Allora, perché tifo Napoli? La passione, come ti è venuta? Questa è la prima cosa, appartenenza. E poi diciamo che...
tifare Napoli non è una scelta, è una passione che ti nasce Viene dal cuore. per esempio il tifoso della Juve oppure dell'Inter, quello che sia, però io in primis tipo Napoli per appartenenza. Non potrei mai tifare io Juve oppure Milan, Inter. Anche A io meno- qua. secondo me. Ma infatti, ma io vedo addirittura c'è un collega napoletano proprio di Napoli che ti fa Juve. Ha detto, ma come fai? Io ho fatto, Allora, ma come guarda, io sono sempre io sono sempre stato di questo parere qua. Ognuno di noi è libero di tifare ciò che vuole, pure il napoletano di tifare Juve, per carità, però il napoletano che tifa Juve deve almeno tenere la bontà di rispettare il napoletano. Io ho sentito napoletani tifosi della Juve che cantano quel coro becero sì, che a me non lo- come fai? Ma come fai? Ma infatti, capito, napoletano, e addirittura ho sentito napoletani che abitano sotto al Vesuvio proprio, Vesuvio lavali col fuoco, ma secondo te non lo lascia stare? Uno dice che è sfottò calcistico, ma stu sfottò calcistico, allora se io direi, mo in questi casi, no? Mo è venuto il coronavirus, dove mi azzecchi per dire no, ha colpito assai la Lombardia, ma dove mi azzecco un sfottò calcistico a dire Lombardi coronavirus, che là sappiamo, no, la Lombardia, ma non ci sta proprio lontanamente del calcio, è proprio lontano sta cosa, come è lontano Vesuvio lavali col fuoco, con le rose. sì, ma infatti, cioè, No, questo è ragazzi, oltre, secondo me questo è oltre lo sfottodomie, sono cose pesanti che non si dovrebbe andare, non si dovrebbero dire, capito? ma assolutamente, lo sfottò si può limitare. Io per Sì, esempio come diciamo noi Rubendino, Magno tu limone, come dici anche tu, oppure dice alla fine- queste cose qua, queste sono scherzate. Ma infatti una volta ho visto anche Prince che mi fece lo sfottò dei babà, cose, cioè sì, capito, sono sfottò questi, sono sfottò Cioè, che ci stanno. allora, Infatti, sta nell'intelligenza di chi propone lo sfottò e nell'intelligenza di chi lo riceve, quindi rimaniamo sì. sempre nel buon senso reciproco, perché sennò poi veramente si va a finire... ha tagliato Rubendino. è arrivato, Buonasera, A buonasera, proposito. è arrivato buonasera. col Prima agli amici puffetti napoletani, come capisco c'è il mio amico Domenico Covone, Napoli 87, poi i tre ragazzi non li conosco, quindi vabbè, Principe Nerazzurro è la squadra che diciamo odio calcisticamente, ma sarà un bravo ragazzo, si vede. Buonasera a tutti, e poi non conosco la ragazza. Intanto grazie per la fiducia. No, ma Che si sono vede, un bravo guarda, ragazzo. si vede che dalla faccia sei a no, questa è bravissimo Prince, è una bravissima persona. si vede. Buonasera ragazzi, piacere di conoscervi, a chi non... Piacere mio. No, io porto solo gente genuina nel Ma canale. questo, Anche Alfred uguale, anche se non ha rivolto ancora una parola, ma Alfred è un buon un bel castanese si canale, un chiama bel canale. Roberto, è tifoso della Juve, 3 stelle macchiate. Già. Allora, intanto Domenico ti volevo far presentare perché ancora non ti sei presentato, presentati pure al canale, Domenico. Allora, C'è la gente- a me, per chi non mi conosce, sono Domenico Covone, colui che odia i disonesti, cioè Amico mio, io penso che nel mondo del calcio siamo un po' disonesti, un po' tutti, secondo me, non solo da un lato. Lo sai, ti voglio bene. Lo sai, ti so. voglio bene. Nel mondo del calcio siamo un po' disonesti. Lo sai che a parte Quindi. la stima e poi l'amicizia che ci lega sempre, Voglio. a me e te, poi a me si limita, potevi finire là, però quindi il mio canale è per chi non lo sa, Domenico Covone, colui che odia i disonesti, ma la disonestà Mi raccomando, passateci ragazzi e andate a vedere perché veramente facete meglio, cioè, non solo parla di Napoli, ma cioè, divertenti. Di quarantena, parlando di disonestà, io parlavo di Salvini.
Quindi, Ma aspetta, Napo, tu mi hai invitato per parlare di cosa? Di calcio, no? Perché ho sbagliato la trasmissione. Ora giriamo tutti i siti. Vedo che abbiamo preso una deriva pericolosa qua tra Salvini, Juventini, fuori disonestà, capito? Domenico Cone, colui che odia disonestà. Parlo in generale della disonestà, capito? Vedevo che guardavi lui e mi sembrava un po' più mirata la cosa. Ma ho percepito male io. Passiamo da Alfred. Facciamo presentare Alfred. Alfred, presentasi pure alla chat. Ciao ragazzi, sono Alfred, sono tifoso laziale, vengo da Roma, 20 anni, faccio la presentazione completa anagrafica e niente, sono contento di essere qua in questa live finalmente, perché c'erano state altre occasioni ma per una serie di motivi poi non si eravamo mai riusciti a fare, quindi niente, buonasera a tutti. Ti ringrazio a tutti gli altri ragazzi che ci stanno, che non conosco quasi nessuno. Non conosci nessuno in chat, ma qui dici? No, anche qua in chiamata conosco giusto te e Jacopo, quindi basta. Agli altri piacere di conoscervi. Piacere mio. Piacere Alfred, piacere caro, piacere. Tanto ci saluta Francesco. Passiamo da Bare Palermo, detto il Puffetto. Come ci chiama a noi il Puffetto? Dai amico. José, io guardavo Bim Bum Bam negli anni 86-87 perché io sono dell'80, ho 40 anni, quindi chi diceva Puffetto napoletano, dice, io odio i nerazzurri, e così, i nerazzurri però, Napoli no, però calcisticamente parlando. Dunque, salutiamo a tutti, mi presento, sono un Bare Palermo, per gli amici, ma anagraficamente sono Roberto Palermo. Sono no YouTube da 7 anni, sono su questa tifoso dell'Udinese o no? Tifoso della mia Juventus. Che dire, il calcio lo vedo così. Per me sarà solo sfottò. Basta, a me piace il pallone che ci sfottiamo. Io mi prendo a Principe nell'azzurro, guardiamo la partita. Chi non sa tenderese, non sa juventino, e poi ci andiamo a mangiare una pizza io e lui. Come il buon Domenico, Napoli, Ghiotto. La guerra con il calcio non esiste con me, quindi mi piace così, il calcio lo vedo su questo punto di vista. La lasciamo a non c'è guerra qua. Sì, ma infatti anche da me è giusto. Facciamo presentare a Prince Nerazzurro, benvenuto anche a te nel canale, presentati. Io intanto vi ringrazio, io conosco solo Napo perché mi ha contattato, ci eravamo già sentiti per alcune cose, quindi intanto c'è un mio cugino, perché Alfred, noi siamo cugini, anche se lontani, in realtà siamo molto vicini. Gli altri tre non li conosco, ma piacere, mi fa piacere anche lo sfottò, ripeto, quando rimane nel buon senso reciproco, rispettandoci, è bellissimo, ed è anche la base del calcio, sennò che palle. Per quanto riguarda me, ragazzi, io sono un po' nuovo, nel senso che io il canale YouTube l'ho aperto da 6 mesi, da 4 mesi mi hanno bloccato per un copyright, perché mi è suonata giustamente la suoneria del telefono mentre ero in live, e per 4 mesi ho avuto uno strike. Guarda, io solitamente ne faccio delle live da Piano Gentile, dalla sede dell'Inter, conosco un po' di gente, quindi mi piace andare in giro e confrontarmi con i giornalisti. Se andate sul mio canale Instagram vedete un po' con chi faccio le live, con Altobelli, con Lovati. Insomma, mi piace parlare di calcio in generale e soprattutto confrontarmi con altre persone di altri colori, perché il confronto aiuta a crescere in questo caso. Infatti vi confermo, Prince Nerazzurro è molto professionale su Instagram, cioè fa delle live... No, vabbè, delle live molto interessanti, molto... Ci saluta il giallorosso. Ciao Ghiottone, ti voglio... No, ma gli voglio dire, lo dico a tutti, sbloccami su WhatsApp, merda, sbloccami su WhatsApp. Su WhatsApp mi hai bloccato. Perché è romanista, te sei laziale, è normale. È normale. Una domanda voglio fare a Prince, no? Dimmi. Io che sono da 7 anni quindi si è instaurata un'amicizia anche con gli interisti, quindi con Mario Inder, con Neschio, Fabio Belli, quindi non so se tu li conosci. Ho fatto la live con Neschio ieri e con Mario Inter l'ho fatta settimana scorsa. Sì, li conosco, ci vediamo, li conosco perché bene. Siamo proprio amici, capito? Come diciamo privatamente, quindi ci siamo, li conosci, penso, quindi non... Sì, ho fatto la live ieri con Neschio e oggi gli ho mandato un video per un servizio che deve fare, che non mi ha detto niente, mi fa manda, e io mi fido. Bene.
Allora, vabbè, da Ghiotto nemmeno ci vado perché già siamo... No, beh, vi presento per gli altri, chi non mi conosce. Io, per me. Io. Ah no, pensavo mi conoscessi perché mi hai detto ciao Ghiotto. Sei un tifoso della Roma, no? Che Roma, oh, no, perché dall'accento non si direbbe, ma anch'io sono un cugino di Prince, perché anch'io sono laziale, però dalla Liguria io, quindi sono proprio fuori sede. Liguria dove, Ghio? Stavo provincia di Savona. Ma dove esattamente? Cairo Montenotte. Ciao Marco. Cazzo, io ci ho giocato a Cairo Montenotte, cioè, ho giocato contro il Cairo Montenotte. Ah, bello. Solo per... Ma perché tu sei di Milano? Sì, sono di Milano, sì, sono di Milano. Però, quindi con che squadra giocavi? Beh, io ho fatto le giovanili prima nell'Inter e poi nel Milan, poi ho fatto Legnano, Seregno, poi sono andato, diciamo, in Liguria a giocare con la Lazio, Lazio, Cairo Montenotte, quindi mi ricordo poi un paio di giocatori che giocavano con me sono venuti a Cairo, quindi insomma lo conosco per quello. Io sono di Cairo, sei proprio di Cairo. Sono. Ah, ok, perfetto, bello. Ghiotto, tu che squadra ti sei? Cosa? Tu Roma, Ghiotto? Di farò. Non ho capito. No, Lazio! Non scherzate. Una c'è già ma uno è un pagliaccio che scherza. Non confondiamo la io sto in Liguria da 21 anni. Ma dove stai, Roby? La Spezia, caro, la Spezia. Ah, ok, allora siamo 2 ore e mezza, via, dai. Siamo vicini. Sì. Ma come mai? Ma per lavoro ti sei spostato? Per lavoro. Ah, ok. A linea dati siamo tutti vicini. Comunque ragazzi, fate delle domande belle pesi qui in chat, cioè a interista, Juventini, a noi del Napoli e della Lazio, che poi le propongo e ci risponderanno. Allora parto da Domenico. Secondo te lo scudetto chi lo vince quest'anno? Chi lo vince lo scudetto quest'anno per te? Guarda, per me lo scudetto quest'anno, come la vedo io, meriterebbe la Lazio. Meriterebbe la Lazio, anch'io sono d'accordo, ma a vincerlo chi lo vince? Però aspetta, voglio finire. però si è considerato che si è fermato sto campionato, ma per me è falsato, chi lo vince. Perché la Lazio, mo come la penso io, la Lazio stava andando a gonfie vele. Sì. Io penso che la Lazio a gonfie vele non ci andrà più come inizierà, perché stava proprio in rotaggio. Secondo te questo blocco ha fermato proprio, cioè condiziona la Lazio, cioè non è più quella di prima, secondo te, Domè? No. Allora perché? Perché c'è sempre un perché. Perché comunque sono stati 2 mesi, 3 mesi fermi. Quanti sono stati? 2 mesi e mezzo. Sì, quasi 3. No, ragazzi, 3 mesi, perché da marzo. 3 mesi. 3 mesi. Però, 3 mesi. Esatto, sono 3 mesi. Ragazzi, la preparazione atletica è saltata. Lo so, però tutti è così, non è soltanto la Lazio. No, ma vedere. aspetta, tutti è così, però la Lazio sta andando proprio a palle. Certo, però la cosa è questa, ricominciano tutti quanti da capo. Io spesso sento dire, è vero, noi siamo stati sfortunati perché eravamo in ottima condizione, però alla fine ricominciano tutti da capo, così come eravamo partiti, eravamo riusciti a ingranare bene, magari può succedere che ringraniamo bene. Tra l'altro io sono una cosa che non detto, se non mi crederà, la titolare Barzelletta, se metti caso uscirebbe un coronavirus in questo inizio, perché hanno detto che se uscirebbe un positivo si faranno i playoff. Ho capito bene, raga? Se entro il 10 luglio, cioè se entro il 10 luglio allora c'è i playoff, se no fanno, cos'è che fanno? Algoritmo. No, cioè allora, se dovesse fermarsi il campionato tra una data che è compresa tra il 10 e il 15, nel momento in cui ci dovesse essere uno stop in quella data specifica tra il 10 e il 15, si andrebbe ai playoff. Nel momento in cui si dovesse superare, quindi metti che ci sono dei casi il 17 luglio, in quel caso lì si fa prendere l'algoritmo. Si va a prendere l'algoritmo che se tu fai un preview, cioè una previsione di quello che sarà l'algoritmo, si hanno già un po' delle tabelle con
con delle posizioni già un po', diciamo così, frezzate, no? Tranne il Milan, che in quel caso lì il Milan viene un po' penalizzato per coefficiente di vittorie, di punti, di partite, quindi gli passerebbe davanti Napoli, anche il Verona, quindi sarebbe un disastro, diciamo, per il Milan. Per le altre, bene o male, rimarrebbe così, però in quel caso lì non verrebbe assegnato lo scudetto. Sì, sì, sì. Ok, Beh, questo metti caso, sono sincero, poi c'è chi mi vuol credere oppure no. Metti caso farebbero i playoff, rientrerebbe in Napoli. Il Napoli dovrebbe vincere, faccio un esempio, lo scudetto. Per me non è uno scudetto meritato per il Napoli. Sì, anche per me, anche per me, Domè. Perché c'era troppa differenza di punti. Che mettono solo il giocatore, non a te. Sono troppi punti da Napoli e Juventus, non è uno scudetto a sì, piedi. poi una Lazio non è uno scudetto. infatti, per il rispetto di Lazio e Juventus, che hanno fatto un grande campionato, ma anche la stessa Inter, perché ci metto anche l'Inter, nonostante ha fatto un grande campionato, perché l'Inter, diciamo, l'Inter di Conte ha dato quella mentalità che mancava all'Inter, del dopo c'ha avuto Spalletti, poi c'ha avuto chi è passato all'Inter? Pioli, Spalletti. No, beh, allora, se ti devo fare tutti i nomi allenatori dell'Inter dopo Mourinho, stiamo qua fino alle 4:15 di domani mattina. È stato sempre un passo dopo passo alla crescita dell'Inter. Arrivando a Conte, diciamo, quando è arrivato Conte, l'Inter si è migliorato, perché, diciamo, l'Inter quando andava nel girone di ritorno moriva sempre, cioè si riprendeva nel girone d'andata, o al contrario, mi sembra, al contrario. No, guarda, Napo, in realtà Domenico ha ragione, nel senso, io ti parlo da interista, dovessi mai vincere lo scudetto io per 1000 motivi, a prescindere che noi dobbiamo recuperare ancora la partita con la Sampdoria, e quindi tecnicamente siamo davanti alla Lazio ma dietro la Juve. Questo tecnicamente, proprio come pura classifica, in realtà è difficile sentirsi mio, tuo, un campionato che è un po' una repubblica nella repubblica, è un po' come San Marino, questo è un campionato nel campionato. Tu pensa che c'è da giocare 39 punti e tu con 39 punti ti salvi, per farti capire quanto campionato ancora da giocare, con delle partite a 72 ore una dall'altra, con chi come noi, faccio un esempio, o anche voi del Napoli, abbiamo Coppa Italia, Europa League, per voi quindi ragazzi ma guarda che è falsata la vita, cioè tu vai a prendere il caffè con la mascherina, la vita è falsata, e di conseguenza anche il calcio, anche il calcio è falsato. Più ti dico una cosa, il Napoli senza tifoseria perde tanto, perché il Napoli è una squadra forte. Perdono tutti, sai. Inter, secondo me. Mi interrompo un attimo sulla tifoseria. Scusami, il Napoli senza fuori casa gioca meglio che in casa. Sì, però il Napoli in casa, il Napoli in casa senza tifosi perde. Però quest'anno in casa il Napoli non è che... Ma poi anche a livello di tifosi non è... Onestamente il Napoli un po' quest'anno mi ha deluso, perché io ero convinto un disastro. Così, tanto ma lì c'è stato, Juve che vince il campionato, Napoli, e mettevo l'Inter a terzo posto, perché io pensavo che Napoli quest'anno invece non pensavo questo declinio, diciamo la Lazio ha preso il nostro posto e noi siamo scoppiati. Sì, anch'io, infatti la Lazio ha preso il posto nostro. E tiro di più, l'Inter ora non è quest'anno non è, sai perché non vince il campionato l'Inter? Perché non si può giocare sempre con Lautaro Martinez e Lukaku, tutte e due, perché la panchina, vedi gli attaccanti che c'ha la Juve in panchina e quelli che c'ha l'Inter, ecco, quelli c'hanno non c'è riuscito come si chiama, il cileno Sanchez, che non ci riuscì, poi è stato infortunato pure, poi c'è il ragazzino là, e quindi la Juventus, se non c'è Higuain c'è qualcosa, se non c'è qualcosa c'è Dybala, se non c'è Dybala c'è Ronaldo, se non c'è... La Juventus vince perché ha la panchina più forte di tutte, solo per questo, perché 11 contro 11 se la può giocare pure con la Lazio per esempio, c'è un campo più forte della Juventus, assolutissimamente. Allora diciamo, se il campionato comunque non succede sto virus, come hai detto te, che non ci sta qualche altro positivo, no? E dovesse andare in porto, finirlo tutto quanto, chi lo vince per te? Dammi un nome, chi vince il campionato? Guarda,
La tiro là. Prima dicevo la Lazio, ma adesso perché ci siamo fermati? Secondo me la Juve vince il campionato. Sì, ma regà, se non lo stoppavano, parliamoci chiaro, la Lazio sembrava che avesse qualcosina in più. Adesso invece per me lo vinceva la Lazio. Adesso invece in effetti se andiamo a vedere ogni 3 giorni giocare, la Juve ha qualcosina in più, però vediamo. Comunque una cosa che ci hanno detto per mesi alla Lazio quando diceva il campionato, tra virgolette. Facciamo parlare Alfred. Che dici, Alfred? Che c'è un po' di ritardo, sento dopo quando inizia. Dicevo che una cosa che per mesi ci avevano detto a noi della Lazio, saremmo scoppiati da un momento all'altro, no? Che a marzo scoppiavamo, poi non ne facciamo più una. Diciamo che secondo me questa pausa ha resettato tutto per tutti, e a fare previsioni è anche difficile da questo momento in poi. Certo, è vero che la differenza adesso la fa la panchina, e su questo sicuramente la Juve è avvantaggiata, però secondo me tanto farà la testa e vedere come le varie squadre riprenderanno, perché squadre come la Juve hanno ancora la testa anche alle competizioni europee che si devono giocare più avanti, o vedremo quando, quindi secondo me tanto farà quello. Anche per quanto riguarda l'Inter, secondo me è difficile fare delle previsioni adesso basate su qualcosa che non sia appunto la macchina, però è come parlare di un inizio nuovo di stagione. E tanto volevo fare una correzione a Prince, magari ho capito male io, che diceva che l'Inter deve recuperare una partita e deve potenzialmente superare la Lazio, però non è così. No, nel senso, noi dobbiamo recuperare scusa? No, magari ho sentito male, mi sembrava di capito. No, noi dobbiamo recuperare la partita con la Sampdoria, che avremmo già dovuto recuperare prima di giocare con la Juve, tecnicamente, che in realtà non è stato così. Quindi se noi dovessimo vincere siamo lì, siamo alla Lazio, nel senso... Sì, come punti siete vicino, intendi tu? Sì, però avevo sentito sopra. Sì, no, non volevo dire che vi scavalchiamo come punteggio, nel senso che siamo lì che ce la giochiamo, mancando poi 39 punti, quindi... No, certo. Cioè, tecnicamente anche il Brescia si può salvare, no? Adesso mettiamola così, no? No, è vero, potrebbe succedere la qualsiasi cosa. Può succedere qualsiasi cosa, perché dipende come si dice. No, parla Prince, scusa. No, volevo dire che Alfred, giusto? Sì. Ha ragione, nel senso che io ero da Piano giovedì scorso per fare una live, e siccome eravamo solo io e Barzaghi di Sky Sport e non c'era nessuno, per chi non è stato da Piano non può capire, però c'è l'entrata di Appiano, ci sono i campi sulla destra. Noi che eravamo lì sentivamo indistintamente le urla di Conte ai giocatori che venivano chiamati indistintamente per nome. Cioè, per farti capire che io ero lì e ho percepito da parte di Conte, all'esterno del campo, una cattiveria, una rabbia, una voglia incredibile. Quindi credo che anche la preparazione e la gestione dei calciatori, infatti le 5 istituzioni che sono state introdotte proprio per gestire meglio le rose, secondo me la preparazione farà veramente la differenza, perché tra noi, Lazio, Napoli, Juve, ci sono tanti infortunati. Quindi anche lì la gestione sarà fondamentale, no? Per arrivare fino in fondo. Che voglio vedere tra 5 o 6 partite quanti saranno ancora abili, arruolati, sani. Bravo, e secondo me su tutto vince la Juve perché c'ha 2 rose, cioè c'ha la panchina lunga, e a lungo la Juventus vince su tutte, perché avendo 2 rose a disposizione, anche se ha qualche infortunato, a dispetto della Lazio, con tutto rispetto per la Lazio, che ha una panchina molto più corta della Juve, alla fine alla lunga vince la Juventus. Però la Lazio, fortunatamente per loro, da una parte sfortunatamente per loro, possono concentrarsi e mettere il focus solo e solamente... Sì, perché non c'hanno l'Europa League, non c'hanno la Coppa Italia, solo il campionato. Sulla competizione, quindi io ragazzi, veramente io penso che sia apertissimo questo campionato qua, sia in cima che in mezzo che in fondo. Io lo vedo aperto. Chiaro, la Juve è sempre un passo avanti, però io me la giocherei fino in fondo. Certo. Domè, secondo te Prince, se vuoi la rigiochiamo di nuovo su Inter. Io la voglio rigiocare di nuovo. Non c'è tu senza te, se vuoi la rigiochiamo. No, guarda, Mbare, giusto? Sì. Pare che sì. Mi chiama Robby. Robby. Guarda, Robby, che probabilmente se si dovesse giocare Juve-Inter o Inter-Juve 10 volte, secondo me, bene o male, 7 volte vincete voi. L'unica cosa che a me non è piaciuto nello specifico di Juve-Inter è stata l'atmosfera, l'approccio, la testa dei calciatori. Era una partita che non si doveva giocare, ma non perché era Juve-Inter,
perché non si doveva giocare, doveva fermarti un po' Però prima. quello che non ho capito io, perché si è giocato prima Juve e poi Sambo, quando c'era prima la partita Sambo e poi Juve? Infatti hanno fatto una cazzata, cioè. Dovevano giocare adesso. Domè, dopo la partita Juve-Inter. dopo il campionato, la Coppa Italia, per te chi la vince? Guarda, io spero almeno, visto che quest'anno è stato un anno di chiavita per il Napoli, Anche per me. E secondo te ce la fa il Napoli a passare con l'Inter? guarda, è tosta sabato, tosta, perché l'Inter comunque vuole fare pure, è vero che siamo in vantaggio di un gol, però non è niente. Però voglio pensare in positivo, anche se non mi pronuncio per scaramanzia. Perché non vuoi Infatti dire un napoletano che ti dice il risultato prima della partita non l'ho mai sentito, ragazzi, adesso voglio Ma dire. infatti non te lo dico. Domenico, non vuoi dire chi vince la Coppa Italia? Non me lo vuoi dire? Io ho detto spero in Napoli, no, Spero. come faccio a dirtelo? Da me non è impossibile saperlo. A parte che non c'ho la sfera magica, magari. E la Champions, se mi devi dire la Champions, chi la vince? La Juve ce la fa vincere, l'Atalanta, c'hanno possibilità per te, il Napoli stesso? Non lo so, la Juve sì, c'ha la squadra, però io ho visto squadre molto più forti. Secondo me è Bayern Monaco, io dico il Bayern Monaco, per te Domè, c'è qualche squadra che... Sì, pure Guarda, il Bayern Monaco, pure lo stesso Barcellona. guarda, parlando di Champion, no, visto che sono qui, sono io, per l'ennesima volta, ritendiamo per l'ennesima volta. Dunque, io vedevo, guarda, onestamente vedevo di nuovo, vedevo il Liverpool di nuovo in finale. Mi sono detto, ma sta squadra, ma che la batte sta squadra? Perché negli 11 più la panchina, tutti forti sono. Uno scarso non c'è del Liverpool, uno scarso non c'è. Quando sono uscito con l'Atletico Madrid mi sono detto, aspetta, mi sono detto, vuoi vedere che alla fine sta Juve zitta zitta, quindi io ci spero, perché guarda, con l'Atletico Madrid, se devo fare il paragone, noi abbiamo fatto sia andata e ritorno, all'andata 2-2 una buonissima partita, e Ronaldo faceva il 3-2 per poco, sì, segnava il 3-2 e vincevamo pure. Poi a Torino non c'è stata proprio storia, quindi con l'Atletico Madrid me la posso giocare, con Barcellona e Manchester City me la posso giocare. L'unica che squadra, come dici tu, è Ben Monaco, che è tosto. Ben Monaco, io ora, ecco, c'ho un pochettino, diciamo, leggermente un po' di paura con Ben Monaco, che in effetti Ben Monaco è una signora squadra, capito? Però la Juventus se la può giocare con tutte. Quindi è l'anno buono, Roby, è l'anno buono. È l'anno buono. L'anno buono. Che abbiamo vinto la Coppa, purtroppo, sa, le volte chi lasciate il campionato magari abbiamo con Covid, diamo la parola a Alfred e poi passiamo subito a Roberto. Allora, Alfred, per te lo scudetto chi lo vince? Io credo la Juve, sono abbastanza vado sul sicuro dicendo la Juve, perché se appunto, come ho detto, con il discorso mio che ho fatto prima, è che adesso l'unico motivo per cui uno può fare una previsione è basata sulla forza della rosa, sulla profondità, e quindi su quello penso che non ci siano dubbi. Poi magari tra 3-4 giornate posso cambiare idea e potrei anche dire o Inter o Lazio o quello che è, però adesso mi viene da dire Juve, perché così come era inizio stagione è la candidata numero 1. E invece Coppa Italia? La Coppa Italia secondo me potrebbe vincerla il Napoli, perché è una delle ultime poche cose su cui potrebbe Dove facciamoci una rattata un attimo, perché non si sa. No, perché è l'ultimo modo per risollevare un po' la stagione, mettiamola così. Per me la lotta per la Champions è parecchio dura per il Napoli, perché no, la Champions no, io l'ho buttata lì, ma se non la vince la Juve figurati noi, cioè. No, dico per la lotta per arrivare in Champions, che arrivare in Champions salverebbe la stagione. Ti dici quella per arrivare quarto? Secondo me è difficile, perché l'Atalanta difficile. C'è l'Atalanta che sì, anche io sono d'accordo. Riguardo facciamolo dire a un'altra persona che potrebbe vincere la Coppa Italia, vi va? Ma infatti ora passiamo da Roberto. Roberto, lo scudetto che io vinco. Un secondo solo, poi lo faccio allontanare. Mica secondo te? Miki. Ciao Miki. Buonasera. Ciao, Miki.
Amici, Allora, dici Dammi- una tua breve. Secondo te, La Coppa Italia. ma non parlare da tifoso, però. Se devo parlare da sportivo, c'hanno tante possibilità o la Juve in primis, perché alla fine è una squadra di tutto rispetto. Che va contro la Chiesa. C'è una bella squadra. Miki, dobbiamo vincerla noi la Coppa Italia, Miki, ti voglio bene, ma dobbiamo vincerla noi la Coppa Italia. guarda, facciamo così, Miki. Vamos Napoli, vamos! Facciamo così. La Coppa Italia Aspetta, facciamo così. vabbè, ma che ti dice? Tu vinci la Coppa Italia e lui vuole vincere la Champions. Guarda che ti dice. Sì, mamma mia. Vuoi dire questo? Robert. Volevi dire tu vinci la Coppa Italia in Napoli e noi vinciamo la Champions. Ci volevi dire questo? Ah, sicuro. Sì. Sì. E all'Inter e alla Lazio che gli facciamo vincere? Ciao. Ragazzi, Guarda, ciao. una cosa, sinceramente, se mi dicono pure a me ora, dice senti, anche se l'Inter, diciamo, la odio sempre calcisticamente, dice senti, l'Inter vince il campionato, la Lazio, però tu vinci la Champions, firmo lo stesso. All'Inter gli fai vincere l'Europa League. Firmo lo stesso, ti preoccupa, certo, l'Interista che deve dire, no? E niente, no? L'Europa League, No. all'Inter gli fai vincere Io non baratterei una Coppa Italia per la vostra Champions, tutto qua. Io preferisco non vincere la Coppa Italia e non vedere voi con la Champions. Aspetta, Prince, tu baratteresti questo scudetto per la Champions? Noi comando? Lo No. scudetto per voi, nemmeno. No. Dopo 10 No. anni, dopo quasi 9 anni che non vinci, ma non lo so. Sì, perché- no, aspetta Roby, io non lo baratterei, nel senso che io vorrei vedere l'Inter che vince e la Juve che non vince, chiaramente. Non farei un baratto. Perché non vorrei neanche scegliere, capito? Vorrei vedere, intanto noi siamo quelli messi peggio tra tutti quelli che vedo qua, perché comunque la Lazio qualcosa ha vinto, la Juve ha vinto, il Napoli comunque ha fatto 3-4 anni che era il primo competitor della Juve, noi abbiamo fatto 10 anni di ombra, cioè noi stiamo vedendo la luce del tunnel adesso, quindi non baratterei un trofeo, lo vorrei vincere per merito senza sperare che gli altri lo perdano, ecco, per questo ti dicevo, Roby. Allora, Robert, dimmi la vincente del campionato secondo te e perché? No, Juventus perché c'ha due squadre, guarda, deve capitare veramente, anche perché io vedo la Juve, però è anche vero che tutto secondo me si decide quando ci sarà Juventus o Lazio, se stanno lì a un punto si potrebbe decidere lì. Coppa Italia? Perché ancora la Lazio, ricordiamoci, ci ha vinto 2 volte, ha vinto, e molto meritatamente. Ha Sì, vinto la Supercoppa italiana e in campionato, che è anche secondo me ha vinto meritatamente, però secondo me la Lazio faceva anche paura perché era costante. La Coppa Italia dunque, ora dico la mia, guarda che per me vince il Napoli, dici perché? Perché secondo me passa il Napoli e la Juve, però a partita, no, ti spiego subito il motivo, perché a partita secca, statistiche, partite secche voi siete veramente, come dite, il bacino d'Italia, certo solo voi ho visto battere il Liverpool, oltre che è stato uscito prima di Liverpool Atletico Madrid, il Napoli ha battuto il Liverpool. Dimmi un po', perché il Napoli è da partita secca voi vi trasformate, non c'è niente da fare. A 2 partite andate e ritorno noi riusciamo a battere, perché c'è stata una volta in Coppa Italia che siete stati eliminati, no? A due partite, diciamo, in Coppa Italia. Però vorrei vedere pure noi Juventus su Inter, perché non c'è stato mai nella storia una finale Coppa Italia, c'è stata soltanto una Supercoppa italiana, quando all'epoca abbiamo perso con gol di Verona. Con l'Inter la perdete, Noi abbiamo perso la Supercoppa italiana con l'Inter 0-1 a Torino. E quindi un Juventus su Inter finale Coppa Italia sarebbe anche ganza la cosa, perché raga, vi posso dire la mia cosa mi sento io? Vai Domè, vai. Non la fare la finale con l'Inter, perché la perde dopo ti sfrutta una vita. È meglio che la fai con una. Ma io dico la verità, ragazzi, lo sai cosa mi sento io? Che secondo me chi vince fra Napoli e Inter vince la Coppa Italia. Ma grazie però secondo me è così. Ascolta, io guarda, forse perché vedi, uno deve capire lo Juventus, perché poi io capisco l'interista scudetano. No, ma io che ho perso piano che ho dunque per riprendermi ci è voluto minimo un mese. Quando tu perdi una finale Champions, ragazzi, non potete capire cosa succede, guarda.
succede una cosa troppo brutta. Troppo brutta. ma Quindi, guarda, siccome ho perso già una finale Champions con il Milan nei rigori, quindi se perdo con l'Inter, sai, sì, ci spottano, però sono schiaffetti. Tu non puoi capire cosa significa perdere una finale Champions, amico mio. Troppo brutto. No, vabbè, sicuramente Troppo... immaginare Settifinale perso. È un casino. Io non posso immaginare, perché effettivamente Arriva l'Inter, come dite a Napoli, bello e buono, si presenta dopo 45 anni, triplette, capito com'è? La Juve va 7 volte in finale, niente. Arriva l'Inter. È così, il calcio è così. quest'anno sono 10 anni che fece il triplete. 10. Dal 2010 ha fatto le triplette, sì. 22 maggio la Champions. Poi abbiamo vinto altri 2 trofei, nel senso abbiamo fatto la manita, se vogliamo proprio completarla, perché poi abbiamo con Benitez abbiamo vinto, però io ecco, in questo caso baratterei il fatto di non fare 5 trofei in un anno e poi non vincere per 10 anni, ma vorrei un po' spalmare le vittorie, sì, perché una squadra come l'Inter e come altre squadre importanti non possono stare non 10 può anni restare 10 anni senza vincere. No, guarda che qua a Milano gli interisti sono incazzati, non credere. C'era Schneider, c'era Milito. Era uno squadrone, tu. Robè, ti tocco sul personale ora. La Juventus, no, in Champions League, ce la farà quest'anno a vincerla? Proprio, ti tocco proprio sulla Juventus. Sulla Champions. Guarda, ogni volta che dico dopo quel famoso 3-0 con l'Atletico Madrid, mi sono detto ora l'Ajax, che squadra è? Andiamo, già io mentalmente vado avanti, invece vedi, tu dici una cosa e poi alla fine sei eliminato. Ora abbiamo perso la squadra più scarsa, il Lione, che squadra è? Abbiamo perso pure con il Lione, quindi vedi già mentalmente anche il Juventino parte pure, vabbè, è facile, passiamo avanti, poi alla fine non è così, quindi io questa che devo fare? Ti devo dire che a Cardiff io ero, guarda, all'80% noi tifosi juventini, io ero convinto di vincere la Champions stavolta ce la facciamo stavolta. Invece a Berlino no, perché lì quando abbiamo fatto la finale a Berlino con Barcellona siamo andati per pur caso in finale, perché io non me l'aspettavo proprio, però mi sono detto sì, là c'è Neymar, Suarez, Messi, ciao, capito? Però a Cardiff ero convinto che proprio appena visto quel pareggio di quella semi-rovesciata di Mandzukic, mi sono detto 1-1, che poi al primo tempo l'abbiamo tenuto di testa, ho detto niente, ce la facciamo stavolta, proprio ero convinto, niente, poi alla fine Ronaldo, ciao, in genere da fare, c'è Gamba anche lì più forte della Juventus, ci hanno proprio ammazzato alla fine, 4-1 che passiamo da Prince, parliamo dell'Inter. Prince, il campionato, perché nonostante l'Inter avesse perso un po' terreno nelle ultime partite, no? Secondo me è ancora in gioco, perché se dovesse vincere la partita di recupero è sempre lì, no? Per te l'Inter lo può vincere il campionato o ormai è fuori? Ora, per me può perderlo solo la Juve, nel senso che è una squadra che è in testa, con la capacità della Juve degli ultimi 8 anni. Sarebbe bello, no, vedere Conte che ha aperto il ciclo, perché l'egemonia della Juve l'ha aperto Conte. Sarebbe bello per me da interista vederlo chiudere con la vittoria di Conte, però realmente la vedo dura, la vedo durissima. Al primo anno pure, secondo me. La vedo durissima. Guarda, magari se non ci fosse stata questa situazione particolare, magari ti avrei detto di sì. Però ad oggi, ragazzi, è un torno all'otto, cioè noi stiamo facendo delle previsioni che, ragazzi, un po' di cuore, un po' di testa, ma è praticamente impossibile, ragazzi, dire cosa succederà, anche perché non sappiamo neanche se poi finirà questo campionato, perché magari poi lo decide l'algoritmo o lo decidono nei playoff, però la squadra in testa è la Juve e la vedo difficile, la vedo veramente difficile che possa perdere lo scudetto la Juve, sinceramente, a mio malgrado. Tanto loro non festeggiano o Covid o no Covid, non vanno in piazza, quindi per loro è uguale. Non cambia niente, non ci vanno mai in piazza a festeggiare. È la Coppa Italia. Sì, perché è una cosa. Sì. Ma infatti, guarda, per voi è normale. Aspetta un attimo, Prince, Invece, se lo vince l'Inter o la Lazio, non ti preoccupare che pure il Covid ci vanno pure in piazza. Ascoltami. Ma guarda che. In Italia poi. No, ma nel senso che era un complimento per voi, nel senso che voi siete talmente tanto abituati a vincere che veramente l'8º, il 9º, cioè non c'è quasi più gusto, no?
Chiaro che se vincete la Champions partono i pullman e gli elicotteri, però in questo caso il campionato, ragazzi, se lo vincete è normale. Chi li sopporta più se vincono la Champions? Mamma mia! Ma che pazzia faccio? Domenico, è per quello che io non baratto né la Coppa Italia né il campionato per fargli vincere la Champions, proprio per tenergli botta su questo punto qua, sennò è finita. Sennò è finita, ragazzi. Noi alla fine, sia quando abbiamo fatto le due finali, Barcellona e Real Madrid, perché noi abbiamo fatto il doublé, sia di qua e sia di là, si dice il doublé, quindi triplete, l'interista, lo sai come era lì, dice, perché poi ci siamo, guarda, perché bastava vincere una coppa sia con Barcellona che con Real Madrid che facevamo le triplete pure noi, ma succede una cosa del genere, secondo me non solo l'interista, a me mi è dispiaciuto effettivamente molto. Sei sportivo allora, mi fa piacere, sei sportivo. No, guarda, io da interista, ma spero che prima o poi il Milan e l'Inter ritornino a dare un po' fastidio alla Juve, perché guarda, qua noi non siamo messi benissimo, ma siamo strutturati in una maniera, ma io dall'altra parte del naviglio c'ho gente milanista che è disperata, quindi io spero di vedere magari una finale Milan-Inter giusto per portare una Coppa a Milano, se poi viene dalla mia parte molto meglio, però insomma farebbe bene un po' al calcio, no? Vedere qualcosa che non sia bianco-nero, dai. Prince, ascolta, io ci ho giocato a calcio, ho giocato in prima categoria, no, bene o male. Ognuno di noi si sente sempre migliore o competente di qua, vabbè, ognuno di noi è così. Ti posso dire una cosa, nell'ambiente Juventus soprattutto, no? Allora ti dico la verità, non rimpiango Conte, ma rimpiango Marotta. Ricorda le mie parole. Non rimpiango Conte, ma rimpiango Marotta, perché voi avete un grande direttore. Guarda, io a voi non so cosa è successo nell'ambiente Juve, io a voi non ve lo davo a Marotta. È arrivato Marotta e vi ha aggiustato praticamente quasi tutto, perché lui è una specie, come posso dire, come proprio stile emoji, nel senso che ti dice Higuain, no, ma che prendiamo Higuain? È venuto Higuain, cioè, capito? Non te lo fa capire, cioè, chi l'ha fatto il centrocampo? Cioè, lì c'è stata anche ma Marotta molto meglio di Ausilio, attenzione, vai tranquillo che così. Io la dico proprio la mia, perché è un grande competente di calcio Marotta. Scusami, secondo me allora stai elogiando molto Marotta. Sì, ma secondo me Marotta non fosse tanto forte se non ci avrebbe un presidente che lo appoggia a fare gli acquisti. No, ma però sa vedere i giocatori, sa comprare. Ma con Marotta certo, non è guarda, è palese quest'anno la Juventus non ha proprio, cioè ci sono rimasti tutti questi esuberi qua. Come mai? Con Marotta invece questa cosa non succedeva. Vuol dire che Paratici non è in grado di vedere o di vendere o di sviluppare certi giocatori come ha fatto Marotta. Ma era palese la cosa, è palese. Io non ci sono dentro la Juventus perché conosco qualche giornalista di qua e di là, mi dice così di tre cose, però ti posso dire che Marotta è un grande, guarda. Marotta è uno dei migliori proprio dirigenti, ma non in Italia, al mondo, perché è bravo. A me piace molto. Il discorso che ha fatto Tofila, il fatto che comunque lui riesce bene a svincolare i giocatori, eccetera. Però il discorso che facevo del fatto dai troppo meriti a Marotta, perché alla fine, perché c'è un grande presidente, metti caso, faccio un esempio, Marotta a Napoli, con quel presidente che abbiamo che è così, no? Secondo te? Guarda, Marotta ha fatto Marotta ha fatto bene con la Sampdoria, ha fatto bene con la Juventus e ora farà bene anche all'Inter. Ascoltami, guarda. Io ho la mia opinione, perché io dico una mia cosa, si vede che è un marpione. Marotta è un marpione. Vabbè, Marotta noi ci ha sistemato, ma a parte la sua capacità di vendere e comprare e di riuscire, guardate, noi qua abbiamo vissuto un dramma, nel senso noi abbiamo avuto Icardi che ci ha fatto esultare per 124 volte e poi ci ha letteralmente distrutto. Marotta è stato bravo, ha fatto un miracolo a vendere un giocatore. Diciamo che Marotta ha fatto contenti un po' tutti, ha fatto contente l'Inter perché ha incassato 50 più 8 più 15 se viene in Italia, ha fatto contento il PSG perché comunque si è preso un giocatore forte, ha fatto contento Icardi che si va a prendere i suoi 10 milioni che da noi erano di 5 anni che continuava a menarla questi 10 milioni, quindi la sua capacità è anche nell'imporre le regole. Guardate ragazzi, qua a Milano c'è una polemica ogni 30 secondi sia nell'Inter che nel Milan, quest'anno nell'Inter non è uscita una polemica, quindi la bravura di Marotta è a 360 gradi, oltre che di competenza calcistica. E poi guarda, Roby,
Guarda che Ausilio, che sta più nell'ombra perché non è AD, non è l'amministratore delegato dell'Inter, però credimi che di calcio non è per niente stupido, e lui insieme a Auriali, insieme a Conte, secondo me hanno rimesso insieme una società che noi da anni non abbiamo visto. Guardate, l'esempio della Lazio passa anche per Tare, che non sembrava che fosse uno così competente di calcio, e invece ha messo a posto una situazione che con quel presidente che hanno loro non è per niente facile lavorare a Roma. Soldi, quindi, Tare. Come? Con pochi soldi, No, infatti poi guarda, proprio voi, cugini laziali, io ho sentito dire a Tare che ha in mano un giocatore che esattamente ha il valore di Milinkovic-Savic, però non vuole dire chi è questo giocatore. Voi lo sapete chi è? Quando Tare decide di lavorare nell'ombra non lo sai fino al giorno in cui lo acquista. Io mi ricordo quando arrivarono, ci fu il mercato in cui comprammo anche De Vrij, e De Vrij si seppe un giorno prima praticamente. Correa, Badel, la stessa cosa, nel giro di un pomeriggio era fatta. Non era mai uscito niente a riguardo, manco mai nominati. Marusic, mi ricordo recentemente stessa cosa. Te ritrovi con la trattativa fatta e finita. Cottare è così. No, infatti guarda che il mio era proprio un complimento, perché comunque sai, finanziare le idee con i soldi è un conto, avere le idee, non avere i soldi e comunque metterli in una squadra che comunque è in competizione, e negli ultimi anni, ragazzi, noi ci siamo giocati la Champions League all'ultimo secondo, no? A Roma con la Lazio, quindi veramente complimenti, insomma, ragazzi, c'è poco da dire, complimenti. Ti fanno una domanda. Ghiotto e Prince Nerazzurro, per voi era più forte la Lazio del 2000 o quella dell'Inter, o l'Inter del 2010 che vinse il triplete? Qual era più forte? Caspita, che squadroni, ragazzi, che squadroni. Per voi qual era più forte? Per te, Prince, qual era più forte? Guarda, non lo so, io la Lazio del 2000 me la ricordo bene, anche perché davanti c'era un giocatore che è stato anche mio allenatore, e secondo me è stato uno dei giocatori più forti che ho visto in Italia. Però non lo so, sai, ragazzi, bisognerebbe mettersi lì, no? Sai, quando fai gli 11 e scegliere un po' il migliore. Sai cos'è che sono e poi tra l'altro, Prince, se non vado errato, Stankovic ha giocato in quella Lazio, ma anche nell'Inter, quello lì del triplete. Stankovic arrivò a gennaio con l'Inter che era di Zaccheroni, pensa te. Quindi però ha vinto il triplete anche lui. Cioè, cacchio, Stankovic è un triplettista, sì, assolutamente. Ha vinto anche lo scudetto del 2000 con la Lazio, per quello dico, in tutte e due era. Stankovic io nel 2000 non mi ricordo se con la Lazio, ma credo di sì. Credo che venne preso quando, venne preso giovanissimo, non mi ricordo esattamente l'anno in cui arrivò alla Lazio. Ma però Stankovic, ragazzi, Stankovic è un giocatore che dove che mi faceva impazzire a me, forte. Troppo forte. Io negli occhi dei gol da 40 metri con tiro al volo sull'invio del portiere, cioè, ragazzi, però lì la Lazio del 2000 era veramente un qualcosa di strepitoso. Veron, ne parlò anche Eriksen, no? Di alcune Lazio, e facevano un compare tra la Lazio di quest'anno, la Lazio del 2000. Ci sono state tante Lazio belle, belle. Scegliere una tra Inter e Lazio in quell'anno, però la Lazio era veramente tanta roba, quella Lazio lì. E poi guarda, anche Veron è stato giocatore nell'Inter, non nel 2010, però comunque è venuto. Veron era pazzesco, ragazzi. Veron è un giocatore che secondo me anche adesso da fermo può fare meglio di Gagliardini o di Borca Valero, te la metto lì, fare dei nomi. Ricordiamoci che quella Lazio c'aveva Nesta e Stam in difesa. No, Stam è arrivato dopo. Stam no, allora c'aveva Nesta e quella. Vabbè, Nesta e Mihail. Sì, comunque non lo so, francamente erano comunque due epoche diverse. Sì. Secondo me è difficile paragonarle, due grandi squadroni, è difficile. Perché diciamo che l'Inter ha vinto di più, quell'Inter lì, la Lazio in Europa non è riuscita a fare quello che ci aspettavamo. L'Inter aveva un attacco di Tom Milito pauroso, poi c'aveva Cambiasso, tanta intelligenza lì a centrocampo. Diciamo a centrocampo sicuramente, secondo me, meglio la Lazio, quella Lazio lì. Per non dimenticare Zanetti. Difese tutte e due forti, l'Inter sui terzini, soprattutto a destra c'era un certo Maicon che vabbè. Sì. E poi ragazzi, mi fate venire i brividi, attacco equivalenti, più o meno due. Allora, Prinzi, per te la Coppa Italia invece chi la vince? Andiamo sul sodo. Io spero una finale Milan-Inter.
Io spero una finale Milan-Inter, cioè vorrei portarla a Milano, ripeto, vorrei portarla a Milano. Beh, ragazzi, io vorrei Milan-Inter, ma non per altro, perché il Milan mi batte la Juve che è nettamente la più forte, quindi se devo scegliere chi trovarmi nella finale, preferisco trovarmi un Milan piuttosto che una Juventus, quindi dico Milan-Inter e vince l'Inter. Milan-Inter e vince l'Inter. Invece l'Europa League la vincete? Milik. Cosa dove? Ora ci passiamo, ora ci passiamo, ci andiamo. Non ho capito, scusa. Prince, l'Europa League. No, guarda, allora, noi adesso abbiamo il Getafe. Il ranking parla chiaro, c'è United e Inter che sono quelle più forti in assoluto, c'è poco da dire. Se vinci l'Europa League ti vai a giocare anche altri 2 trofei, il Mondialito, perché quest'anno c'è anche il Mondialito, Supercoppa europea. Il Mondialito, quindi potresti vincere Europa League, Mondialito, potresti vincere, e l'anno dopo l'anno dopo, vabbè, a parte l'Inter già è in Champions, saresti stata anche diretta in Champions, ma già è in Champions l'Inter, che... Sì, però nel momento in cui tu vinci l'Europa League quest'anno ti giochi il Mondialito, che è un altro trofeo, poi ti vai a giocare la Supercoppa europea, che è un altro trofeo, quindi sai, dobbiamo tornare a giocare alle finali, ragazzi. Io veramente, guarda che noi qua siamo messi malissimo, ragazzi, noi non vediamo niente. Ma io sono d'accordo, come noi del Napoli dobbiamo vincere trofei, che servono trofei in bacheca, cioè ci importa assai del bel calcio, no? Noi dobbiamo vincere qualcosa, o no? Ce ne ho più io. Dai Domenico, dai, ti ricordi in Napoli 89-90 Diego Armando Maradona, Careca, Lemao, Zola, va. Ti dico un po' di giocatori, Giuliani, alle tue spalle c'è più trofei tu che Napoli, che Napoli, mamma. Ognuno ha avuto la sua storia, quindi alla fine. Allora, Jacopo, non parliamo della stagione, ma parliamo se Milinkovic Savic dovesse andare al Paris Saint-Germain, perché ci sono delle voci. Sì. Cosa ne pensi te? Ci sarebbe, cioè De Paul sarebbe un giocatore all'altezza, secondo te è da trattenere in tutti i sensi? No. Milinkovic. Allora, aspetta, cioè se tu vendi Milinkovic, attualmente è il più forte centrocampista in Serie A, Milinkovic. Su quello siamo d'accordo, però se tu vendi Milinkovic con quei 100 milioni lì, devi cosa fai? Rinforzi tutta la squadra, quindi ci sta a prendere De Paul, però poi prendi altri e magari rinforzi la squadra, come ha fatto quando ha venduto il Napoli Cavani, poi ha preso Calleon, Mertens, no? Fai quel lavoro lì, perché uno come Milinkovic non c'è, quindi nel caso vada via devi fare, cioè, ricavi il più possibile, poi rinforzi la squadra. Però secondo me rimane ancora un anno, fa ancora la Champions un anno e poi è destinato ad andare via prima o poi, perché vorrà andare al Real Madrid o al City, non lo so, a giocare via ad altissimi livelli. Però io penso che via ancora un anno lo faccia, anche perché magari, non lo so, se la Lazio dovesse vincere lo scudetto, magari sai, te ne vai da vincitore, ci può anche stare quel ragionamento lì, però teniamo conto che quest'anno ci sarà un mercato forse un pochino più povero e le squadre che si possono permettere Milinkovic sono 2-3, non di più, tipo già la Juve non penso, quindi secondo me resta ancora un anno, poi vediamo. E l'accostamento che fanno ad Immobile alla Lazio, cosa ne pensi? Al Napoli voglio dire. Ah, ok, no, diceva la Lazio. No, al Napoli no, ma non esiste, no, ma Immobile, cioè, è incedibile, anche perché poi ha 30 anni Immobile, quindi nessuno va a spendere 60 milioni per uno di 30 anni, quindi Immobile starà fino a 34-35 anni nella Lazio e poi magari viene al Napoli, come ti ho detto, a fare la riserva. Allora, Domenico, invece tu sei contento per il rinnovo di Ciruzzo, di Mertens? Assai. Troppo, Anche lì ci sono stati tanti youtuber, Mertens all'Inter. No, forse Prince, no, non è stato Prince, ma il suo collega l'ha capito. Mertens rinnova, però era sicuro, la bandiera là, ole, Mertens, sì. Facevi prima a fare il nome e cognome, tanto l'abbiamo capito tutti chi è.
No, la Juve si prende a Milik. No, mi ha fatto morire però. Dico, invece di Milik, te lo terresti, faresti lo sforzo per tenerlo o lo mandi via? Allora, guardi, io ho sempre avuto stima e rispetto per Milik, però secondo me è meglio che non è vada via. all'altezza, non è all'altezza del Napoli. Nonostante ciò, ho sempre stima e rispetto e lo ringrazio perché il ragazzo comunque è stato sfortunato, viene da Sì, dopo gli infortuni, sì. Quindi, come se lo prende la Juve? È l'attaccante che prenderesti a sostituire Milik? Qual è? C'è un attaccante che ti fa impazzire? A me uno solo mi è rimasto nel cuore, quello che si dovrebbe prendere l'Inter, so che è ufficiale. Cavani. L'Atletico Cavani. No. Ma dico io, te riprenderesti Cavani che ha 33 anni insieme a Mertens che ha 33 anni? Pure a 40 anni. Lo so, però avresti due attaccanti da 33 anni. Ho sempre paragonato a Eto'o, sempre. Sì, quello sono d'accordo, però secondo me il Napoli ottiene Mertens o Cavani, perché ti serve anche un attaccante giovane che deve crescere, capito? È forte. Aspetta un attimo, tiene Mertens o Cavani? No, perché comunque c'è bisogno sempre di un sostituto, non è che per carità Mertens l'abbiamo riscoperto attaccante, però comunque se serve proprio una punta vera e propria sì, quello sono d'accordo. Io Higuain ve lo spedisco, se volete Higuain io ve lo do, se volete. No. Uccessa a Napoli Giordani. No. Eppure a me sì, è stato il primo anno, ma non per alcuni Juventini come il cuore, grande Gonzalo, sì, sicuramente, poi uno si affeziona ai giocatori, ma per me Higuain ormai è un giocatore che può andare tranquillamente in pensione, ma lo dico sinceramente, perché è bello quando le cose ci impacciano. A me Higuain non mi ha... Cioè io devo aspettare Ronaldo, cioè lì praticamente ho Ronaldo Dybala praticamente, cioè io se aspettare il gol di Higuain, i Juventini mi dicono però lui si ammazza, si destreggia, si dice, a me che mi interessa, il centravanti deve fare il gol, nel calcio il calcio è semplice, il calcio vinci che fa un gol più dell'avversario, basta, ma se Higuain non se ne ha più, cioè Higuain ha fatto, i suoi gol sono decisivi con l'Inter e con Napoli, basta, fino Higuain. Dici che ha giocato a calcio, no? Allora Higuain c'ha la caratteristica di far salire la squadra. Ho capito, Domenico mio, però a me mi servono i gol, capito? Tutti possono fare salire la squadra. Il gol c'è in avanti, serve per segnare, cioè, capito? Io perché Lewandowski pure fa salire la squadra e segna, Lukaku fa e segna, tutti hanno salire, perché lui non segna? Non lo so, non servono i gol, c'è in avanti fare il gol. Scusami, a me sto fatto che ho capito, deve salire, ho capito. Vabbè, i gol, dove sono i gol? Okay, però, aspetta un attimo, per la Juve, uno che fa salire la squadra, chi fa i gol ce l'ha? Non so se mi spiego. Sì, ma ci sarà qualche volta che Ronaldo giocherà male. Quest'anno Ronaldo ha giocato tante volte male. E che fa? Se Ronaldo gioca male, Higuain che fa? Non lo so, sì, sale la squadra. E quando segna? Guarda, io la vedo diversamente. Per me, se no, io solo con te. Io addirittura ho sentito dire, cioè mi hanno detto questa, mi sono messo a ridere, ho detto ma che cacchio state dicendo? Perché hanno scritto un post su Instagram, senti qui, e io sono andato sotto il post e gli ho scritto dai voglio, finiamola di disse cavolate, perché se giochi con quello rischi di far botto un'altra volta, cioè far andare via Milik e puntare su Petagna in attacco, dai. Ma che è sta scemenza? Cioè, punti con Petagna titolare? Ma dai, non puoi giocare. Giocatore del Napoli, lo sai, no? Petagna non può essere titolare, dai, non lo puoi far giocare titolare. Ti serve un attaccante più forte, secondo me. No, assolutamente no, però visto che ce l'hai, provalo. Sì, quello sì, ma come riserva, secondo me, non è all'altezza di essere un titolare. Hai avuto attaccanti come Higuain, come Cavani. E che fai? Petagna? Napoli parliamoci chiaro, proprio senza giri di parole. Questo presidente qua che ha le mani così ci dobbiamo arrangiare sempre.
Lo so, ma tu, Domè, non puoi essere così alto e poi fai l'ascesa e vai da Petagna, cioè Cavani, Higuain e poi scendi a Petagna, cioè proprio... Allora, Cavani ce lo dovevamo prendere 3 anni fa, ancora, 3 anni fa. Sì, Per me rimane sempre un sogno, Cavani non viene mai a Napoli. E io veramente sono innamorato di Cavani. Ma io so certo, Domè, che se va via Milik, perché conosco il presidente, andrà a prendere un attaccante giovane per poi farci plusvalenza, così. Ma lo sai come De Laurentiis ti va a prendere giovane, non è per carità, con tutto il rispetto. lo so, ma conosco De Laurentiis. Conosco De Laurentiis. Ti va a prendere Jovic oppure questi nomi strambi qua che so a girare, Azmoun, questi nomi qua, ma io spero Azmoun dal Zenit San Pietroburgo, Melen dal PSV Eindhoven, che cioè chi sono questi? Però Cioè io prenderei, cioè proprio se devi rischiare un nome di questi ti prendi Jovic, sì, che ha giocato al Real Madrid, non ha fatto il titolare. Quello del Lille, Osimhen. Sì, o Superman, allora, sì. Non lo conosco chi è, Osimhen. Però io ti dico la verità, tra questi qui prenderei più Jovic, che comunque è una riserva del Real Madrid, e abbiamo visto che il Napoli ha preso tanti giocatori da Real. Callejon che era una riserva, Albiol era una riserva, e lo stesso Higuain era una riserva che si alternava con Benzema. Là c'è più sicurezza. Jovic poi l'anno prima del Real Madrid ha giocato all'Eintracht Francoforte e ti ha fatto 25 gol in Bundesliga, non in Eredivisie o in Francia. Però, perché guarda che l'hanno pagato 60 milioni l'anno scorso dal Madrid, dall'Eintracht. Sì, secondo me Jovic 60 milioni. E poi Jovic è infortunato, sai che si è fatto male da solo, si è fatto male, quindi starà fermo comunque 2 mesi, quindi un giocatore l'ha pagato 60 l'anno scorso. Come, Ghiotto? È un'incognita Jovic, secondo me. Se non sarà come il Napoli, io prenderei più Belotti, capito? Per sì, fare vabbè, quello sì. E sai che in Serie A no, io ma infatti viene, si ambienta, non si ambienta, poi se non sta bene viene anche quindi io prenderei bisogno di tranquillità per giocare a Napoli, vogliono i risultati, e secondo me il prossimo anno. Sì, ma infatti io ho fatto questi nomi perché sono state accostate al Napoli. Se il Napoli deve prendere un giocatore, è meglio un giocatore che conosce bene il campionato italiano. Petagna come riserva ci sta, però ovvio non può essere il titolare. Fare lo sforzo economico per portarmi Immobile, ma Immobile sappiamo fa la Champions, il campionato con la Lazio. La Lazio non lo sicuramente a Napoli quest'anno che facciamo la Champions, e voi no. È quello. No, avrei preso i cardi, che a me i cardi mi piacciono. Immobile a Napoli non viene. Infatti, ma non bene. Ragazzi, io vi saluto. Io devo andare, vi saluto. Anch'io, ragazzi. Domani dovete andare. Ok. Infatti pure io devo staccare. Ok, ciao Ghiotto, ciao Alfred. Anche te, saluto chi non conoscevo. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi. Robert, te resti ancora un po' con noi. Con me prima. Io ancora 10 minuti volentieri, dai raga. Siamo 10 minuti e poi si stacca, dai. Poi vedi, quando trovi persone che puoi parlare di calcio, ad esempio lo Juventino, salutami Miki, napoletano, no, cioè è bello certe volte il calcio parlare così, dipendente che c'è la rivalità, e che la gente saggia certe volte, capito? Sì. Gente troppo saggia. A me non mi calcio violento, certo, se c'è Inter e Juve, vincerà l'Inter, io rosico, no, poi io non posso uscire perché poi ti sfotto minimo per una settimana, guarda. L'anno scorso minimo può essere qualche coppa, poi qualche finale, capito? Ma una domanda per Prince, ma Lautaro secondo te va via? Bella domanda, una domanda articolata questa, più che altro la risposta è difficile. Guarda, comunque vada, come dicono a Sanremo, sarà un successo, nel senso che se tu lo vendi a 100, 111 fai la plusvalenza del globo terracqueo. Se invece non dovesse andare via, ti tiene un giocatore che ha una curva di crescita incredibile, ha appena compiuto 22 anni, con Lautaro ha trovato un'intesa pazzesca e quindi comunque vada, sarà un successo. Personalmente, se lo chiedi a me, io per 100 milioni vendo qualsiasi calciatore. Per 100 milioni sono d'accordo oggi, con te, Prince.
Io Sono vendo d'accordo. qualsiasi calciatore perché... Anche io, anche Koulibaly, ti fai mezza squadra. Ti fa. Ma no, 100 milioni, a parte che Lautaro qua c'è una targhetta, qua c'è scritto Nike, qua Lautaro c'è scritto 111, quindi fino al 7 di luglio, se uno volesse, la clausola rescissoria è di 111. Chiaro che secondo me non li prenderei mai 111, però se ne prendi 90, 85 più un giocatore che scegli tu, non che ti danno loro, perché se loro valutano Firpo 40 milioni, allora ragazzi scoppia il mercato, cioè Firpo 40 milioni. Quindi se Lautaro ha un valore di 85-90 milioni, io lo venderei domani. Tutto qua. È una plusvalenza, ragazzi, l'abbiamo pagato 20 milioni 2 anni e mezzo fa. Cioè, ragazzi, è pazzesco. Anche perché è che giustamente sempre là siamo Prince. Tu togli a quello là, mettiamo caso viene Morata, ne dico uno così a caso, viene Morata. E sempre là siamo, è la panchina, e se tu c'hai ancora Sanchez, il ragazzino là... No, allora aspetta Robby, allora, se tu mi dici va via Lautaro e viene Morata, ti dico no, perché il nostro AD oggi ha lasciato, anzi ieri ha lasciato un'intervista alla Gazzetta, oggi se avete visto Sky, avete fatto un po' di zappi, avete visto, se va via Lautaro andiamo a prendere un top player, mi sembra che Morata non sia chi prende, scusami, come a posto, secondo te, una tua opinione? Chi prendi? Allora, chi prenderei io? No, allora, è sempre pur parlé perché noi non lo sappiamo se poi rimane o no. Se dovesse andare via Lautaro io andrei a prendere un profilo simile a Lautaro, ma anche fisicamente nel modo di giocare, di muoversi, perché Lukaku lo sai come gioca, devi mettere a fianco uno che abbia delle movenze. Dimmi. A te piaceva Werner, però è stato preso dal Chelsea. A me sì, era ragazzi, ma che giocatore, ragazzi, ma che giocatore. Anche a te, siamo d'accordo. Ragazzi, io l'avrei preso al Napoli. 111 partite, 77 gol, alla media di 1 gol,6 a partita. Cioè, secondo me lui c'ha un futuro fortissimo. È fortissimo, a me piace da morire. O lui Holland, là, quello del Borussia. Però io anche Haaland mi piace, però io preferisco Werner, dico la verità. Sì, però, qualcosa... sai, a quanto pare sembra che ormai sia sulla via di Londra. Ragazzi, io non so cosa abbia in mente Marotta. Secondo me Marotta oggi ti dice una cosa, ma ne sta pensando assolutamente un'altra. A me mi piace Marotta, piace Marotta come intelligenza, ci sa vedere, a parte l'occhio, ma sa vedere. No, per questo ti dico che Marotta non verrà mai a dirti quello che sta facendo, quello che sta valutando. Ti dice quello che vuole che tu devi sapere, non quello che realmente loro stanno facendo. E questa è la grandezza di Marotta, no? E ora vado proprio su un argomento che ha detto te, Prince, per 100 milioni. Cosa che io dico sempre e ripeto sempre, che tanti dicono ma Koulibaly deve essere incedibile. Io ho sempre ripetuto così, se a me mi portano 90 milioni per Koulibaly, io te lo porto cavalice, cioè 90 milioni con Koulibaly, ma te hai capito che ti puoi prendere un altro difensorino giovane da affiancare ai 3 che già hai preso, Rachmani, Manolas, Maximovic, e ci metti quest'altro difensore, poi ti va a prendere un attaccante forte e un centrocampista forte. Ti rifai, cioè fai il Napoli più lungo, ti allunghi la rosa, te la fai più competitiva, capito? Secondo me. A me scoccia dirlo, però dobbiamo imparare da chi è più bravo di noi o da chi comunque è stato più bravo. La Juve, quando ha venduto Zidane e davano per matto quell'operazione, in realtà la Juve è andata a prendersi un Nedved, un Thuram e un Buffon, che hanno fatto la storia e hanno creato la spina dorsale di una Juve che poi avete visto cosa ha fatto. Quindi se tu dai in mano i soldi a degli AD come Marotta, io sono tranquillo. Se tieni Lautaro, sono tranquillo. Se ti danno 100 milioni, sono tranquillo. Perché so che lui fa le cose fatte bene. Tutto qua. Sì, bravo, sono d'accordo con te, Prince, sono d'accordissimo. All'epoca un certo Moggi, sai cosa voleva fare? Voleva vendere Ibrahimovic, sai chi voleva prendere? No, poi se ci riusciva non lo so. Aveva occhi puntati su Gerrard, all'epoca c'era stata trattativa, e ormai è andata così. C'era stata trattativa all'epoca. Gli vendeva Ibrahimovic e prendeva Gerrard quello del Liverpool. Sì, però, due ruoli completamente diversi, però due giocatori immensi. Comunque Prince dice Malati Zebrati, i top sono alti, speriamo che l'Inter se lo tenga Martinez, mi preoccupo se lo dia via perché vorrà dire che prende uno più forte, non ho paura di Martinez e nemmeno di Brocaku, dice. Beh, allora Brocaku virgola, nel senso che Brocaku, come lo chiama lui, è arrivato qua a Milano nello zainetto, lui è arrivato con lo zainetto a Malpensa, io ero andato a prenderlo,
nello zainetto aveva 250 gol ad agosto dell'anno scorso. Adesso Sì, ha ma fatto infatti- 25 partite ma e infatti 17 secondo me lo gol. sottovalutano troppo. Secondo me invece è un Ragazzi- giocatore potenzialmente forte. No, Lukaku, guarda, ragazzi, Lukaku è il giocatore che nella storia del Belgio è il centroavanti che ha fatto più gol nella storia del Belgio. È un giocatore impressionante, io ve lo dico, ma non perché è dell'Inter, perché io lo vedo giocare dal vivo a San Siro, proprio qua. È un giocatore impressionante. Guardate che la coppia Lukaku e Lautaro, ad oggi, tra gol e assist, è la coppia più forte d'Europa come numero, come numeri fisici. Quindi, Però, Prinze, Lukaku- ascolta un attimo, no? Ci hai fatto caso che... Scusa, no, cioè, io sono un buon osservatore, no? Ci hai fatto caso però nelle partite importanti, già che non segni, cioè, pare che tipo sparisce nelle partite. Ho notato questa cosa. Guarda, Cioè, non lo so, nelle partite importanti. Sì, no, io nelle partite importanti, nel derby non so se ti ricordi cosa ha fatto, vi parlo di una partita importante, in No, Europa ma League scusa, non però, so che... No. in Milan, tutto il rispetto in Milan, ho capito che è un derby, ho No, capito, va ma il bene, Milan allora, è... va bene, sta al 10° posto. col Napoli io mi dico- sembra che Meret sta ancora guardando un siluro sul palo. Però poi mi devi dire con Borussia, mi devi dire con la Juventus, mi devi dire con la Lazio. Io dico anche tante partite pure. Roby, ognuno io dice la sua. ho sentito dire di Ibrahimovic che era uno che nelle partite importanti non segnava e che in Champions non segnava. Sai, sono quelle cose che tu ti porti un po' dietro, no? Mi ricordo di Icardi, ma in Icardi il Champions non segna, aveva fatto 5 partite, 3 gol. Cioè, è un po' anche un modo di dire, no? In realtà, ti ripeto, quando uno viene con uno zainetto con dentro 250 gol a 25 anni, poi, per l'amor di Dio, possiamo anche pesare i gol, I gol hanno un peso, però anche il numero dei gol ha un senso, no? Perché quest'anno Lukaku mi sembra che abbia fatto benino per essere arrivato parracarro, Sì, pesante, no. lento. Insomma, io me lo tengo Non so, sai volentieri. cos'è? Forse io ero abituato, per me troppo play, cioè non so se Lukaku è Crespo, Battistuta, Trezeguet, non mi sembra. Io questo di solito, quando dici top play, misuriamo le parole, buon giocatore, ma non è top play, io la vedo così per Lukaku. Scusami Robby, io non ho detto top player Lukaku, io rispondevo al ragazzo che ha fatto la domanda che lo chiamava Brokaku, ho detto cacchio, chiamare uno Brokaku No, è forte, no, forte. No, non è top player, no, è un giocatore però... top player no, ma è forte, Ti dico che nell'Inter, se non c'è Lukaku, si sente e come. Io ti devo dire la verità, Prince, preferisco Lautaro a Lukaku, a me piace più Lautaro. Io li preferisco insieme. No, invece... Sono due giocatori che proprio si compensano tutti e due, no? Tutti e due si compensano. No. Per questo stanno bene. Per questo. Cioè, se devo preferire uno dei due, mi piace più Lautaro. E ti dirò di più, è perché ce l'abbiamo noi, e io spero che non verrà mai da voi, ma un altro che può essere che si compensa è Dybala e Lukaku, potrebbe andare pure buono. Fidati, Dybala e Lukaku, due giocatori che si devono compensare. Firmo. Ma Dybala, infatti era come... Lo so, era come Mertens e Lukaku, uguale. Sì, Ma infatti se tu guardi, ragazzi, voi andate a vedere i profili che si sono valutati, sono tutti profili molto simili a quello che è la figura e i movimenti e quello che è il Lautaro del momento, no? Quindi, guardate ragazzi, poi lui è juventino, lo sa meglio di me, Conte ha sempre giocato con uno piuttosto forte fisicamente e uno un po' più veloce. Con l'Italia giocava con Eder e Pellè. E ancora un po' andavamo a vincere con la Spagna, andavamo in semifinale con l'Europeo con una squadra che aveva Giaccherini dentro. Ragazzi, Conte gioca con due giocatori davanti. Uno in questo momento è Lukaku, l'altro può essere chiunque, basta che se va via Lautaro viene un giocatore di profilo superiore, o uguale o superiore, se no non mi sta bene. Allora mi tengo Lautaro. Ti volevo dire una domanda da parte di Marco Malati Seprati. Secondo Prince e secondo Mbare, vado prima da Prince. Chi è più forte, Icardi o Lukaku? Lui dice Icardi, secondo lui Icardi. Secondo te, Prince? Ragazzi, Icardi ha 123 gol, 124 gol nell'Inter e nei primi 10 giocatori nella storia dell'Inter. Cioè, Icardi ha un background già di 6-7 anni di campionato. Lautaro ha fatto 6 mesi. 6 mesi ha fatto Lautaro. Quindi io in questo momento mi tengo Lautaro per 1000 motivi. Però, ragazzi, Lukaku diceva.
No, ok, scusami, io ho capito allora, peggio ancora, perché sono due giocatori completamente diversi. Peggio ancora, cioè il compare. Guarda, Icardi con la nazionale argentina ha chiuso, perché anche lì è riuscito a farsi terra bruciata anche in Argentina. Sì. Lukaku, come dicevo prima, è il miglior marcatore nella storia del Belgio. Quindi se devo pesare i due calciatori, se vai a vedere i gol nel tabellino, addirittura è superiore Lukaku. Però ragazzi, io dirò sempre grazie a Icardi fino a febbraio dell'anno scorso. Sì, ma Prinzi, però diciamo il campionato belga, a parte l'Anderlecht e cioè, non è che sia un campionato nazionale. Lui è il miglior marcatore della storia del Belgio nazionale, Sì, ho capito, è nazionale. Per te Icardi o Lukaku? No, io dipendentemente che dunque su Icardi sai cos'è? C'è la storia con la moglie, lì c'è stato un casino, ma si capisce. Però a livello di finalizzazione, Conte pretende, ha pensato che il male dell'Inter erano Nainggolan, Perisic e Icardi alla fine, cioè alla fine noi ci giriamo attorno, questo ha tolto Icardi perché non ci piacciono le femminucce, il libro per 20 anni faccio il libro, poi Icardi paga molto pure sul fatto che per una maglia l'altro l'ha sbattuta a Sassuolo, insomma è una storia con Icardi, capito? Ma per me c'è la moglie là, è una cosa. La moglie fa tutto, la moglie, procuratrice, allena, alle volte su Icardi sembra, cioè non lo so, pare che la moglie fa una cosa, cioè dipende dalla moglie che dipende dall'Inter, cioè se la rotto il giocattolo, capito? Quindi, però Icardi per me, Icardi, se mi dicono prossimo attaccante Icardi, io lo accetterei volentieri, perché Icardi è uno che ha sempre segnato a porta, diciamo, dentro l'area di rigore. Molti gol l'ha fatti dentro l'area di rigore, fuori area in effetti l'ha fatti praticamente pochi, perché non è niente. E lì il gioco che fa per esempio la Juventus con il tiki-taka di Sarri, un Icardi per me potrebbe io accetterei Icardi, attenzione, cioè tra Icardi e Milan io sono felice se viene da voi, ma seriamente io sono felice. Per alcuni mi prendo 15 milioni in più, quindi per me va benissimo. Ma poi Icardi, scusate, quando mi dice Icardi ora dicono vabbè, poi sai, tra i tifosi è bidone, non è più buono, ma Icardi che è andato a giocare col Canicattì, scusate per Canicattì, è andato a giocare con Paris Saint-Germain, non è che Paris Saint-Germain non è una squadra così, cioè non penso che Paris Saint-Germain Roby, dimmi. Fanno una domanda, c'è Sonia Campi, Rino fiducia ai giovani, ma Petagna sta facendo bene, ma il Napoli non è squadra per tutti, dice che Petagna non è all'altezza, come dico io. Secondo te Petagna è all'altezza di fare il titolare nel Napoli, onestamente, al posto di Milik? Se io fossi napoletano, tifoso del Napoli, no. Ti dico, Petagna è un buon profilo? Sì. Può essere la prima scelta in panchina per i vari. Adesso non so chi comprerete, però in questo caso c'è Milik, c'è Mertes, ci può stare Petagna, però io da tifoso napoletano, e non lo sono, ma se lo fossi, se mi dite Petagna, storgo un po' il naso, poi per l'amor di Dio, ci sta nella rosa, nel momento in cui davanti però c'ho due fenomeni. No, come titolare, se tu vuoi puntare a vincere... Significa che il Napoli cala di livello. A posto di fare il salto in più vai a calare, vai in giù. No, se il Napoli l'anno prossimo parte con Petagna titolare, vuol dire arrendersi ancora prima di cominciare a giocare. Sì. Ma non per Petagna, perché il Napoli, secondo me, merita e ha bisogno di un giocatore diverso, ragazzi. Per esempio, guarda, la butto lì, non ti arrabbiare, però secondo me un Morata nel Napoli già ti darebbe un'altra sensazione, capito? Un giocatore che comunque ha un background europeo, è stato la Juve, ma anche Jovic, secondo me, se sta bene anche Jovic, bene. Però vedi, Jovic ha questo problema, che costa tantissimo perché l'hanno pagato 60 ed è infortunato. Morata comunque si è parlato in doppia cifra, sempre, vai a vedere il tabellino, l'anno scorso è stato il campionato che ha fatto più gol, non ne ha fatti tanti, però ne ha fatti 16. Però è un giocatore che ha giocato l'Europa League, ha giocato la Champions League, ha giocato nella Juve, secondo me è un giocatore che nel Napoli ha un peso. Petagna lo tengo lì, se Morata ha la febbre, se Mertes ha la febbre, se Milik gli viene un raffreddore, bravo, allora è quello che dico io, lo tieni per ultimo, bravo, in caso di... Io farei ma così. Anche io sono d'accordo, non puoi... Io sentivo addirittura da certi su Instagram, Petagna, diamo l'occasione a Petagna titolare, allora così va a finire in basso, al posto di salire va a finire in basso con Petagna titolare, come... o no?
Roberto. Sì, Sì, ok. sì, no, sto Petragna, vai, farla giocare lì dove sta. Ma che nome è poi Petragna? Da Pasquale. Tutto rispetto. Petragna, che è sto Petragna? Vabbè, o Petragna a Napoli, non esageriamo. No, Petragna. O questo Petragna. Ma anche a me al lavoro mi prendevano in giro, facevano: ma che cacchio è sta Petagna? Ma volete vincere un campionato con Petagna? Ma dai, va a fare la Champions con Petagna. Il Napoli ha avuto fiori di giocatori in attacco da Sì, ma Lavezzi infatti a Cavani, Higuain, e poi va a dopo finire Milik che fa Petragna, dai, non No, bene. Nafu, nel momento in cui tu l'anno prossimo dovessi renderti conto, diciamo dal 1° settembre, no? Dal 1° settembre ti rendi conto che il Napoli punta su Petagna, tu hai già un'idea di che campionato vai a fare No, di se che cosa ti Petagna aspetti. gioca titolare, Decimo ti posto. dica, bravo, no, ottavo posto, No, addirittura. 10° posto no, però esci dalle top 4, dalle top 3, Sì, no? vai in Europa Esci. League. Comunque Esci. ti volevo dire, se il Napoli punta veramente su Petagna, io non vado a vedere nemmeno una partita allo stadio. Non ci vado. Ah, no, dai, non dire così. Non Poi si il Napoli dice si ama così, a sempre prescindere. tifoso. Sì, no, quello sì, però mi piglia male, ci vado, però mi piglia male. Senti, amico mio, io che sono alla Ascoltami, Spezia, io- scusate, andavo a vai. vedere la Juventus, Spezia Juventus qua, Spezia No, ma anche Juventus. io sono andato a vedere il Napoli Spezia Juventus Serie B, sono andato a vederlo, 1-1 è finita. Lo so, ma io pure sono andato a vedere Calaiò e PA, quando il Napoli c'aveva Calaiò e PA. Guarda che Calaiò PA, grande coppia, occhio, Forte era, perché Calaiò PA non male, Io avevo Belfodil e Rocchi, ragazzi, c'avevo Kuzmanovic, Rolando Campagnaro rotto, ormai finito, che me l'avete dato voi. Cioè io ho visto i giocatori a San Siro che non possono fare neanche tagliare l'erba, quindi ragazzi ne ho visti di tutti. Diciamo che ognuno abbiamo avuto, voi avete avuto un getto Vampeta, noi abbiamo avuto Snyder, il bomber e Snyder, là. Ma cosa questi giocatori? Sì, grande Snyder, me lo ricordo bene, Ragazzi, se vi devo fare... Bendener, quello si bracava sembra Bendener, ragazzi, se vi devo fare tre nomi centrocampisti fortissimi: Pirlo della Juve, Snyder all'Inter e Hamsik al Napoli. Mi ho detto qua c'è tre storie. Uno ha fatto la storia del Napoli, che è il primo marcatore insieme a Mertens e ha superato Maradona. Da noi Snyder è atterrato il sabato e la domenica è andato a fare un derby, ha fatto vedere di che cosa era capace di fare. Pirlo, cacciato perché era vecchio dalla Milano rossonera, in realtà ha aperto il ciclo e ha fatto vabbè ragazzi, cosa ha fatto? Ma cos'era Pirlo? Pirlo adesso da fermo io lo prendo da fermo. Comunque vi devo fare una domanda perché Ghiottone mi ha detto che Milinkovic è più forte. Ora ognuno esprime il suo parere, che è più forte di Hamsik, Milinkovic-Savic. Ma sai che sono due giocatori differenti, secondo me. Ma sono diversi, completamente differenti. Uno è trequartista e l'altro è centrocampista. Da mettere insieme, ragazzi, da vederli insieme. Assieme, bravo. Però se dovresti prendere l'Hamsik che ha giocato nel Napoli o il Milinkovic-Savic, quale avresti preso? Non ho capito non ho capito, scusami, la domanda era... Se dovresti prendere l'Hamsik che ha giocato nel Napoli, il miglior Hamsik o Milinkovic, quale prenderesti? Hamsik tutta la vita. Hamsik segna pure, ma che Hamsik, cosa stai dicendo? Ragazzi, un giocatore che è una punta ha fatto 121 gol, ragazzi. Cioè, ci sono punte, e andate a vedere i tabellini, non faccio i nomi perché ma ci sono punte in Serie A e in Serie B che 121 gol li vedono così. E hanno fatto per 10 anni la punta. Ragazzi, Maxima che giocatore è? Era già forte quando era al Brescia, quando siete andati a comprarlo per 5 milioni. È un giocatore strepitoso, ragazzi. Mi ricordo in Serie B un Brescia-Juventus su 3-1 segnò Hamsik. No, ma ragazzi, ma che giocatore è? Vi dico che segnava destro, sinistro, inserimenti, colpi di testa, tiro da fuori area, cioè completo. Allegri. Ci mancava il trequartista. Ma Hamsik ha detto no, io amo Napoli, magari si Hamsik che veniva la Juventus, magari. Ma a me, ti ho detto, a me a livello di giocatori, invece a livello di Inter e Juventus, Snyder e Pirlo avevano quelle punizioni, quelle giocate che c'avevano, mamma mia, giocatori ma anche visione del gioco mi facevano impazzire. Vedi, guarda Napo, anche quei due giocatori potevano giocare benissimo insieme, perché Pirlo davanti alla difesa dava dei tempi incredibili
e Sneijder davvero trequartista, perché Sneijder noi lo andammo a prendere dal Real Madrid, non giocava a 12 milioni, cioè praticamente te l'hanno regalato e t'ha cambiato la storia. Quindi vedere, ragazzi, allora, Pirlo davanti alla difesa, Milinkovic-Savic, Hamsik e davanti Sneijder. Buonanotte a tutti ragazzi, Guarda, abbiamo Prince, finito. Prince, guarda, c'è Todd, Mourinho è stato un grande, nulla da dire. Mourinho, poi c'è Todd, quando ci vuole pure anche la fortuna, in che senso? Mourinho voleva vendere a Stankovic, voleva vendere come si chiama? Cioè voleva vendere tutti quasi i giocatori di Manzini. Poi praticamente perché lui all'inizio, se tu ben ricordi, nel 2010 lui aveva puntato su Quaresma e su Manzini, quello della Roma, le Manzini, le due ali, e non ci sono riusciti nessuno tutti e due, praticamente. Cioè, ti rendi conto? Si è trovato a Sneijder, poi praticamente sto fatto che avete scambiato Ibrahimovic con Eto'o, quella è stata una mossa vincente, perché Eto'o faceva da pure terzino. Dimmi un po' voi. No, beh, guarda, in realtà non è nato tutto per caso, nel senso che io mi ricordo le conferenze stampa di Mourinho dove lui diceva che l'Inter aveva bisogno di un giocatore diverso dalla metacampo in su e lui faceva dei nomi. Uno di questi nomi era proprio Sneijder. Poi sono d'accordo con te, Mancini è stato un flop, ma il flop dei flop è stato Quaresma. Infatti, se ben ti ricordi, Mourinho era partito per giocare con Ibrahimovic, Mancini e Quaresma. Quando poi ha capito che la cosa non andava, cosa ha fatto? Ha cambiato modulo. Intelligentemente ha cambiato giocatori. No, perché Mourinho si sono trovati i giocatori di Mancini, allenatore sto dicendo, Mancini Roberto. No? Sì, ma guarda che Mancini ha aperto Stankovic era alla Juve quasi, Stankovic. Alla Juve doveva venire Stankovic, poi non so perché non è più venuto. Ragazzi, prima di chiudere vi volevo fare un paio di domande a tutti e due. Prince, preferisci Handanovic o Julio Cesar? No, Giulio Cesar Giulio Cesar è un qualcosa di impressionante. C'ho ancora negli occhi la palla che è andata a prendere al no campo su Messi, che si è, non so, con le unghie, Giulio Cesar mi rimarrà sempre nel cuore, pur rispettando, e io mi sento un po' Handanovic, cioè mi sento rappresentato da capitano Handanovic. Mi sono sentito rappresentato meno da altri capitani, cioè io Nagatomo capitano, ragazzi, mi piangeva il cuore, capito? Invece Handanovic mi sento molto rappresentato. Ricordiamo che è stato anche il miglior portiere dell'anno scorso della Serie A, però Giulio Cesar è un qualcosa di strepitoso. Non giocava a Verona, era panchinaro a Verona, è venuto qua con davanti Toldo e Mancini ha detto no, quest'anno il titolare è Giulio Cesar. Noi abbiamo detto, che cazzo è sto Giulio Cesar? Era uno dei più forti del mondo. Pure io dico Giulio Cesar più forte per me, anche più forte Giulio Cesar. Assolutamente. Per te Mbare, Szczesny o Buffon? Vabbè, no, me ne vado. Fai così invece, Buffon con Giulio Cesar, facciamo questi su paragoni. Che paragoni fai tu? Fai loro con il bronzo, amico mio. Buffon, uno dei Buffon, ma io Buffon lo facevo, ora pure a 40 anni parla meno di Szczesny. A me per esempio Prince non mi piace Szczesny. Il codice fiscale, perché è impronunciabile. Allora a te ti metto più in difficoltà, Roberto, ti metto un po' più in difficoltà. Del Piero o Ronaldo? Ma quale? Il nostro o il loro? No, Cristiano. Ah, ok. Vabbè, io a livello di cuore dico sempre Del Piero, cioè, poi quello più forte, vabbè, quello non so, Ronaldo, non so, cioè, Ronaldo è mezzo, Ronaldo è più forte di Del Piero. Secondo te, però Prince, se io ti dico da cuore, io dico Del Piero, io ti dico sempre Del Piero comunque, attenzione, a livello di cuore ti dico Del Piero, quello ha fatto la storia, capito? Cioè, ragazzi, però più forte è Ronaldo, Cristiano Ronaldo è più forte Del Piero, dai, più forte. È un giocatore sono ruoli diversi. Sì, però uno è un giocatore che vale più della stessa Juve, cioè ragazzi, Ronaldo è fuori dal mondo, ragazzi. Ronaldo e Messi credo che nessuno può, tranne loro due, nessuno può fare un compare con Del Piero e Messi, Del Piero e Ronaldo. Ronaldo se la gioca con Messi, poi va a gusti, no? Però Del Piero, io mi ricordo il primo Del Piero, ragazzi, quando è arrivato dal Padova, Del Piero era un qualcosa di strepitoso, non era così devastante, non aveva questo fisico incredibile, perché Ronaldo è una macchina, Ronaldo è capace che adesso va in campo e fa meglio di quando si allenava tutti i giorni, cioè Ronaldo è impressionante, quindi io, se dovessi scegliere, io prendo Ronaldo tutti i giorni, però Del Piero alla Juve è un monumento, ragazzi. Ha fatto la storia della Juve, dai ragazzi, Del Piero però Ronaldo è più forte.
De Ora- Piero, io ora però chiudiamo. scelgo De Piero. Chiudiamo con Ronaldo e Ronaldo. No, ragazzi, no, non scherziamo. Cioè, io ho 45 anni, ragazzi. Io ho visto Ronaldo, ero alla presentazione di Ronaldo a San Siro, ho visto Ronaldo giocare. Ronaldo era un qualcosa che io ancora non ho mai visto un qualcosa di simile, ma non solo quando era all'Inter, perché quando è andato al Real Madrid, andate a vedere cosa ha fatto Real Madrid, andate a vedere che cosa faceva questo ragazzo qua, dal PSV al Barcellona, all'Inter, al Madrid, è un qualcosa di... Ragazzi, io l'ho visto dal vivo, Il fenomeno. io ce l'ho ancora negli occhi, ragazzi. No, ma non Per perché te- Ronaldo della Juve. Ecco, Non però perché vedi, Ronaldo lì per esempio, lì è secondo me, forse perché ora, io direi invece Cristiano, invece. Vabbè, comunque, vabbè, ma ci mancherebbe. ognuno Ragazzi. dice la sua, però... Cioè qua prendi una vaschetta trasparente, metti due palline e dici chi vuoi, Ronaldo CR9 o Sì, CR7. capito. Va benissimo. Ognuno, capito? Perché in effetti tutti dei forti sono. Poi se diciamo quello ha vinto 4 palloni, 5 palloni d'oro, quello ha vinto uno, sempre là siamo. E poi più gol che ha Sì. fatto. Però c'è da dire pure che Ronaldo Uno è stato poverino, infortunato, si è infortunato, sì. Infatti Cioè al netto, io ti parlo del Ronaldo quando stava bene, ragazzi. però forti, il fenomeno vostro. Ora ti dico un aneddoto, guarda. Io sono nato a Sesto San Giovanni. Qua, Tu dici- dove, tu vicino dici- dove tu abito dici- io, Milano. Poi mio papà era impiegato alle poste, si è trasferito giù. Io sono di Trapani alla fine, quindi io sono siciliano, docco, no? Quindi poi per lavoro di nuovo sono venuto a 18 anni, sono venuto qua a lavorare al nord, di qua e di là, e quindi io ho dei parenti, ho miei zii, quindi a Sesto San Giovanni ho praticamente un'altra famiglia. Io quando vado a Milano, io vado a vedere l'Inter, io vado, i miei cugini sono tutti interisti, capito? Io ho visto una volta Inter Neuchâtel, Coppa UEFA, 2-0, Coppa UEFA, bravo, gol di Ronaldo e Zelias. Io l'ho visto giocare a vostro fenomeno e ha segnato Ronaldo, ma ha fatto una cosa che ho detto in una frazione di secondo, perché non ho capito niente. Cioè, Guarda, aveva una frequenza di passi, lui usava Sì, due sì. piedi come tu usi le due mani, cioè ragazzi, era un qualcosa di impressionante, ma ti ripeto, non perché era interista, perché io l'ho vissuto da interista No, forte, e, forte. poi me lo godevo come giocatore, perché a me a vedere, io quando vedo Neymar rimango estasiato di quello che riesce a fare, quando vedo Mbappé rimango estasiato, a prescindere dalla maglietta che indossa, però Ronaldo ragazzi è un qualcosa di impressionante, ragazzi, secondo me è impressionante. Vabbè, forte, giustamente Ronaldo. Sonia Campi dice Maradona unico. Maradona è un altro che nella sua epoca era fuori concorso, ragazzi, cioè era totalmente fuori concorso. Oh, ragazzi, io devo Buonanotte a staccare. tutti. Buonanotte a tutti. Prince, mi ha fatto bella. Io dico la mia, grazie a tutti, ringrazio di nuovo che mi ha invitato il mio amico Napoli 87. Mi ha fatto Bene. piacere dialogare con te di calcio, Prince. capito? Grazie Poi Rob. io non so, sei su Instagram, tu non so, sei su... Io sono su Instagram Prince Nerazzurro, su Facebook Prince Nerazzurro, su YouTube The Prince Nerazzurro, quindi Io penso che non so se sei impegnato, non so se Allora, tu comunque- lavoro. Qualche volta se vuoi venire nelle nostre live, ben volentieri, ma parliamo di Sì, calcio, non si scherza. Comunque, sì, Roberto, compatibilmente sì. comunque se vuoi andarti a iscrivere al suo canale, ho messo in descrizione tutti i nomi dei canali, capito? Così vi potete anche scambiare l'iscrizione. Ah, grazie. Ok. Sì, volentieri, Io- volentieri. Dico la verità, Prince, ogni tanto mi capita, io non so, dell'ambiente Juve conosci qualche giornalista? Domando. Sì, come scusami, nell'ambiente Juve? Dell'ambiente Juve conosci qualche giornalista? Io ho fatto la live con Matteo Caronni, che è l'esponente del tifo juventino, ho fatto una live un mesetto fa, l'ho fatta con Alfio Musmara dell'Inter, l'ho fatta con Elio Corno, con Franco Ordine, con Lapo De Carlo, ne conosco un po'. Quindi li conosci un po' tutti nell'ambiente, capito? Sì, faccio Io delle live andavo- con loro, sì, sì. Io diciamo conosco perché mi ha invitato, perché mi ha conosciuto qua su YouTube, Marco Venditti, no? Che c'ha Certo, sì, certo, a conosco Marco, bene. no? E quindi Sì, ogni sì. tanto mi capita, io a lui conosco, poi lui tramite mi ha fatto conoscere Paolino e Paolo, Sì, no? sì. Paolino, quindi Sì, no, se, certo. se capita si fa una live così, vediamo se riesco una cosa del genere, capito? Guarda ragazzi, a me No. basta che me lo dite un attimo prima come ha fatto Napu e Sì, non c'è sì, problema. E non c'è Anche a problema. me. Ragazzi, grazie a tutti. Ciao Buonanotte, Prince. Ciao Napu, grazie, ciao Roby, buonanotte. Grazie Roberto, buonanotte Ciao, ragazzi, alla ciao prossima. Napoli, ciao caro A Napoli, voi. ciao. Ciao. Buonanotte a tutti in chat, buonanotte in bar. Ciao, Buonanotte, Fabio. grazie per avermi invitato la seconda volta. Poi devi venire al mio Di canale. niente, pure, ti mi voglio bene, raccomando. fratello. E un bacione a tutti gli amici napoletani.
Comunque, Roberto. viva sempre Napoli. A me Napoli, sai, i napoletani io li voglio bene. Li spotto, mi si spottere, ma napoletani. Forza Napoli. Ciao sempre. ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao, Forza Juve, forza Juve. Petto Pjanic. Buonanotte. Notte a tutti in chat, buonanotte, alla prossima. Buonanotte ragazzi, grazie di essere stati qui e buonanotte. Forza Napoli, buonanotte a tutti.